Buongiorno amici di Calcio Napoli 24, torna Calcio Napoli 24 live con Vincenzo Credendino e con il nostro giornalista di punta Ciro Novellini. Sì, di che te l'aspettavi? Non Te l'aspettavi? Dimmi la verità. Bisogna capire di che punta parli, però. C'è la punta di diamante, sì. Poi che c'è punta La pennata, punta della scoppetta. Stabacoli, la punta della scoppetta. Della scoppetta, sì, il fucile. Buongiorno a tutti, ciao, ben ritrovati. Subito scatenato il nostro Ciro Novellino, come giustamente suole essere, e andiamo chiaramente a ringraziare anche il nostro Biagio Barone, il nostro regista e coordinatore dal punto di vista giornalistico. Il touch, devo dire la verità, mi sta aiutando in questo momento, finalmente si è sbloccato, quindi riesco anche a dare un'occhiata alla homepage di calcionapoli24.it, dove in primo piano campeggia la diretta testuale di Napoli-Sassuolo. Non preoccupatevi ragazzi, non è cambiato il calendario di Serie A all'improvviso. Il Napoli, la prima squadra, giocherà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce, e chiaramente attraverso i nostri collegamenti nel corso delle prossime 2 ore parleremo anche di questa partita. In questo momento stanno giocando gli azzurrini di Nicolò Frustalupi, la formazione primavera che sta trovando un pareggio contro una formazione molto interessante, una certezza possiamo dire ancora in gol del campionato primavera. 1-1 segna prima Pieragnolo e pareggia per il Napoli appunto lo stesso Spavone. 1-1, diretta testuale su calcionapoli24.it. Vi ricordo anche le modalità attraverso le quali seguirci. C'è il classico 7-9 del digitale terrestre per gli amanti del vintage, della televisione retro, e ovviamente per quelli che invece vogliono anche interagire con la nostra trasmissione, quindi messaggi, domande, il servizio di messaggistica sul canale YouTube in streaming. Mi sa che siamo anche già pronti per andare al telefono. Il nostro Biagio ci ha già messo in contatto con Monica Scozzafava del Corriere della Sera. Ciao Monica, come stai? Buongiorno, bene, grazie, ben trovati. Abbiamo qualche problema di audio, non riusciamo a sentire. Monica, ci senti? Io vi sento perfettamente. E allora, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Come stai Monica? Bene, a posto, voi? Tutto bene, un piacere ovviamente risentirti e un piacere commentare assieme a te quelli che sono gli ultimi giorni di mercato. Si gioca ovviamente anche stasera, Napoli-Lecce, partita molto interessante. Partiamo però da quelle che sono tematiche di stringente attualità. Al di là di quelle che sono le notizie in tuo possesso, la domanda su Cristiano Ronaldo è quella classica, quella che ti pongono anche i tifosi per strada. Ma lo scambio Osimhen-Ronaldo a quelle condizioni è da fare? Era da fare a questo punto, perché pare molto complicato? Assolutamente sì, perché una cifra del genere è importante, significativa dal punto di vista economico-finanziario per una società che, come tutti sappiamo, si autofinanzia. Secondo me sì. Dal punto di vista tecnico-sportivo è evidente che Osimhen rappresenta la prospettiva, Ronaldo rappresenta altro. È vero però che se nelle intenzioni di Osimhen ci sta una permanenza a Napoli che è magari ridotta soltanto a quest'anno, e allora a maggior ragione questa era un'operazione che si doveva fare. Se poi mi chiedi preferisci Ronaldo o Osimhen come diciamo proprio dal punto di vista tecnico, è chiaro che io ti dico che in questo momento preferisco Osimhen per tutta una serie di ragioni. Ronaldo è il campione indiscusso e indiscutibile, però sappiamo che nell'ultimo anno non è stato il Ronaldo di sempre, sappiamo che è un giocatore che fondamentalmente si muove come un solista, quindi non dà un contributo alla squadra, probabilmente avrebbe avuto un impatto non piacevolissimo nello spogliatoio, però ti dico che laddove si fosse prospettata questa possibilità, e ci sono stati giorni in cui si è trattato in maniera molto intensa su questo,
secondo me era una cosa da fare. Parlando invece di Keylor Navas, sembra che anche questo colpo da Parigi sia molto complicato. Per fortuna del Napoli, di Fabiano e del PSG, invece, la trattativa per il centrocampista andaluso si è conclusa nel migliore dei modi. Resta quindi, tra virgolette, pendente questa trattativa legata a Keylor Navas. Anche in questo caso si va verso il duo Meret-Sirigu. Ti chiedo se questa forse alla fine poi non finisca per essere, ecco, l'unica macchia in questo mercato del Napoli, dove, va detto, gli azzurri sono riusciti a fare di necessità virtù in un modo encomiabile, sì, lo voglio dire. Sì, assolutamente sì, premesso che il mercato del Napoli è stato un mercato, secondo me, da 9. È stato un mercato mirato, funzionale alle esigenze di Spalletti, è stato un mercato che si è mosso finalmente sulla via della sostenibilità del calcio, quindi ringiovanimento, decurtazione degli ingaggi, e il Milan dell'anno scorso insegna che così si vince. Il portiere era, come dire, importante, è importante, ma non perché io non creda alle qualità di Meret. Penso che nel calcio, anche nel calcio, la testa sia fondamentale. Quindi Meret è inevitabile questo, gioca e mi auguro non continui a giocare con una pressione mentale non indifferente, e quindi è chiaro che in questo caso l'errore è sempre dietro l'angolo. Quindi mi auguro, laddove non si dovesse concretizzare la trattativa per Keylor Navas, che oltretutto porterebbe quell'esperienza che Spalletti ha reclamato a più riprese, esperienza internazionale, mi auguro che Meret, come dire, si tranquillizzi domani alle ore 20, quando ci sarà il gong, e quindi metta da parte, diciamo, riesca a non avere questa pressione, così da far vedere di cosa è capace, perché Meret è un portiere molto talentuoso, non ha avuto mai la possibilità di dimostrarlo, un po' perché ha giocato poco, un po' perché quando ha giocato aveva gli occhi addosso e dunque, diciamo, quello è un ruolo delicato e particolare, ha commesso degli errori, perché laddove lui si dovesse liberare, ecco, io dico questo, secondo me potrebbe dare al Napoli molto di più. Ciro. Innanzitutto saluto Monica. Ciao Ciro. Ciao. Ti chiedo, ovviamente mi concentro su quella che è la gara di questa sera con il Lecce. Napoli che è partito bene in questo avvio di stagione, 2 vittorie, un pareggio, 7 punti, pareggio che è arrivato a Firenze, squadra che è sembrata in alcuni tratti un pochino stanca e forse bravura anche di ovviamente Italiano, che a mio avviso l'ha incartata. Ecco, questa sera con il Lecce ti aspetti qualche cambio di formazione, magari da Spadori, non so, magari Olivera a sinistra al posto di Mario Rui, che però non è sembrato tra quelli più in affanno nella gara con la Fiorentina. Quanti e quali cambi, ecco, questa sera per il Napoli contro il Lecce? Allora, intanto io credo che il Napoli, almeno questa è la mia impressione, non abbia dato segnali di stanchezza. Il Napoli ha riproposto il difetto di sempre, cioè la sofferenza per le squadre che ti giocano addosso, fortemente addosso, che ti tolgono il respiro. Sapeva che la Fiorentina avrebbe fatto una partita del genere, probabilmente non aveva messo in conto il fatto che, avendo giocato la partita di Conference League, avesse tutto quel gas, tutta quella benzina, tutta quell'energia per 90 minuti. Mi aspetto sì dei cambi, perché ovviamente sono 4 partite più l'amichevole con la Juve Stabia, che la dobbiamo considerare, ed è cominciato il tour de force con la Champions, e quindi poi lo Spezia, poi la Lazio, poi la Champions, poi lo Spezia. Mi aspetto Raspadori, Olivera non lo so, sinceramente ho qualche dubbio su Olivera. Mi aspetto sicuramente Raspadori, mi aspetto Politano al posto di Lozano, in mediana probabilmente, diciamo, farà rifiatare Kim, ma non ne sono certissima. Quello che mi aspetto Raspadori, e dunque il cambio di modulo, no? di Spalletti.
Raspadori sembra fatto per questo 4-2-3-1, ma per quanto riguarda la gara con la Fiorentina, dici che in quello 0-0 Spalletti avrebbe potuto far di più? Ieri parlavamo con i nostri ospiti e qualcuno di loro diceva, bah, questo 0-0 forse è anche un po' figlio della lettura di Spalletti. Che ne pensi, Monica, tu? Figlio della? Lettura di Spalletti. Io penso che lo 0-0 sia un punto importante, perché in quello stadio secondo me soffriranno parecchie squadre, comprese le big, quindi tornare a casa con un punto da Franchi secondo me, per come è anche andata la partita, è un punto assolutamente importante. Credo però che le occasioni per andare in vantaggio il Napoli le abbia avute, una clamorosa e non l'ha sfruttata, e quindi se penso all'occasione mancata è chiaro che c'è rimpianto, che c'è rammarico. La lettura di Spalletti io non credo che abbia letto male la gara o si sia accontentato a un certo punto del pareggio. Credo che piuttosto abbia capito in corso d'opera che forse, diciamo, era importante portare a casa questo punto, perché magari poi ci poteva anche stare 0 punti. Effettivamente, insomma, la Fiorentina è stata squadra capace di mettere in difficoltà il Napoli, di pressarlo alto, offrendo spunti anche a coloro i quali affronteranno poi gli azzurri nel corso delle prossime settimane. Sarà un Napoli per forza di cose soggetto ad un ampio turnover, visto che credo che da qui a un mese si giocherà praticamente ogni 3 giorni, sì, tra Champions, tra turni infrasettimanali. Grazie mille, Monica, per essere stata oggi qui con noi, sempre un piacere. Grazie a voi, buon Ciao lavoro. Monica. Ciao Monica, un abbraccio. Tanto Napoli Primavera subisce il gol del 2-1. Come del 2-1? Boffelli para il calcio di Abubakar. rigore e Abubakar trova sulla ribattuta il gol del vantaggio. Quindi Napoli in svantaggio nella gara interna con il Sassuolo. Un peccato, c'è ancora ovviamente tutto il secondo tempo da giocare, credo che siamo al 52esimo, più o meno al 55esimo, sì. Giusto Ciro? La stai seguendo in video o tramite sulla nostra diretta? Tramite la diretta testuale di calcionapoli24.it, credo che però qualora tu volessi potresti anche aprire un'altra finestra, Di la verità, così facciamo, dare un'occhiatina così, ci dai qualche aggiornamento live, ma giusto un messaggino, anche perché poi la sai lunga, la so lunga e la so anche cantare a volte. Addirittura, in diretta non te la faccio cantare. In che senso? Dico, non ti faccio cantare. Senza cantare? Facciamo Vuoi provarci tu? Vuoi suonare? Il canto e il coro è soltanto per i tifosi. Tu suoni? Io che suono? Tu suoni, Ciro. Il nostro Ciro Novellino suona la chitarra, dovreste vederlo su Instagram, il nostro Ciro Novellino. Quanto è forte quando suona la chitarra. Sì, sotto l'aceto sono forte. Ti leggo anche qualche messaggio. 58esimo intanto. 58esimo. Dai, dici un po' come sta giocando il Napoli. Dai, ormai proprio poco. Nel frattempo c'è una rimessa laterale, tanto qui si blocca la diretta, quindi questo già è... I mezzi. I potenti mezzi. Vabbè, ma non è colpa nostra, è colpa di chi sta trasmettendo la partita, signori. Qui a Calciopoli 24 abbiamo una connessione che voi nemmeno immaginate. Siamo ancora dietro a Ronaldo, scrive Franchi. Sinceramente bisogna tranquillare, però credo che volesse dire tranquillizzare. Basta Navas e CR7. Fiducia a Meret, lo puoi dire. Soprattutto al nostro Osimhen. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Fiducia a Meret, non vorresti Navas? No, allora io ti dico, a questo punto la fiducia a Meret deve arrivare per forza, perché Navas non arriva. Così come non arriverà Cristiano Ronaldo. Allora non è un discorso... Quindi gliela devi dare per forza. Fosse per te, prenderesti Navas. Io prenderei Navas tutta la vita. Ma lo dico da tanto però, sai, tempo. C'è qualcuno che invece non la pensa come te. C'è qualcuno che dice abbiamo investito su Meret, abbiamo fatto partire Ospina. A sto punto, se gli vogliamo proprio dare un'occasione... Tanto resta a terra Pesce, che ha subito un colpo. Pesce attaccante davvero molto molto forte, la primavera del Napoli, testa a terra, molti si dissetano, il calciatore ha subito un colpo, sembra alla caviglia o al ginocchio, adesso di qui di spalle non riesco a vedere. Però non possiamo fare la telecronaca, giusto? Non possiamo fare la telecronaca, qualche aggiornamento live. Infatti stavo dicendo che resta a terra. Tornando invece al ragionamento legato a Cristiano Ronaldo e
a Keylor Navas. Io prenderei assolutamente Keylor Navas, però purtroppo non sarà possibile, quindi bisogna... la fiducia a Meretta andava data tempo addietro. Oggi, come dire, è evidente che il ragazzo non senta la fiducia, perché quell'errore che poteva costar caro a Firenze è un errore abbastanza evidente, cioè quello è un tiro lentissimo che avrei bloccato anche io, che non ho mai fatto il portiere, e che in realtà lui si lascia sfuggire dalle mani. Quindi è un qualcosa che deve essere risolto, secondo me, nella testa del giocatore, e soprattutto deve fare in modo Luciano Spalletti di tranquillizzare il giocatore stesso, perché a questo punto è evidente che resti lui. Vediamo allora le probabili formazioni in vista di questa sera. Credo che la grafica da parte del nostro Biagio Barone sia già pronta. No, abbiamo ancora qualche minuto. Allora, caro Ciro Novellino, sai che ti dico? Iniziamo a vedere gli altri cosa dicono. Che ne pensi? Vediamo se il nostro Ciro Novellino è d'accordo oppure no. Dai. Prima infografica, Corriere dello Sport, che scrive: Meret tra i pali. E mi sa che ci siamo, giusto? Per forza. Fin qua non ci siamo, nessun problema. Di Lorenzo, Rachmani, rifiata Kim. Anche io lo penso. Juan Jesus al centro della Lo difesa. dico da un po'. Mario Rui sulla sinistra, e qui mi sa che hai dei dubbi con Olivera. Sì, ho dei dubbi con Olivera. Ndombele Anghissà a centrocampo. Io qui non sono d'accordo. Allora, lo so che a te piace centrocampo fisico, che coprono, eccetera, eccetera. Però non ti sto chiedendo quello che ti piace. Ti sto chiedendo quello che secondo te sarà, magari anche in virtù di quello che ti arriva da Secondo me dicono Lobotka Anghissà. Secondo me sarà Lobotka Anghissà. Però, quando tu giochi col 4-2-3-1, ragazzi, cioè quei due... È questo. Quei due lì, il 4-2-3-1 è quello il centrocampo. Poi Politano e Raspadori, l'ho detto anche io, sono d'accordissimo. Kvaratskhelia era evidente perché è uscito troppo presto nella partita con la Fiorentina, quindi probabilmente era un ragionamento proprio verso la gara con il Lecce di Luciano Spalletti. E Osimhen confermato davanti. Io non mi aspettavo Simeone, che è entrato anche abbastanza bene, ma che invece al tempo stesso comunque si vede è ancora non in condizione. Dall'altro lato io non mi aspetto l'esclusione di Strefezza, ti dico proprio la verità. Io credo che Toda Gioia, Toda Strefezza possa giocare invece dal primo minuto. Occhio a questo attaccante del Lecce, se sai, non so come si chiami, però ha fatto vedere già buone cose nell'inizio di questo campionato, ha trovato anche gol, quindi è un attaccante da prendere con le molle. Però sicuramente Juan Jesus e Rachmani, perché credo che possa rifiatare Kim. Ci sono troppe partite ravvicinate, c'è la possibilità che possa ruotare qualcuno, e quindi in previsione anche del fatto che poi tu hai due partite complicatissime, che sono Lazio in trasferta e Liverpool in casa, la prima di Champions. Tu poi lì non puoi fare turnover e di conseguenza devi per forza poi fare in modo che questi calciatori possano rifiatare almeno in parte in questa gara con il Lecce. A proposito di gara con il Lecce, questa sera ovviamente c'è la diretta dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona con Marco Lombardi, se non vado errato, e poi in studio Claudio Russo con la live reaction, e ovviamente anche il post partita sempre dallo stadio Diego Armando Maradona. Tu quando ci sarai? Io sarò a Roma. Ci sarò No, dico oggi pomeriggio. Io ci sarò oggi pomeriggio con il filo diretto dalle 16 alle 17. Quindi filo diretto 16-17 con il nostro Ciro Novellino. Queste le formazioni secondo il Corriere dello Sport. A questo punto andiamo anche a guardare quelle che abbiamo preparato noi grazie al nostro Biagio Barone. Eccole là, vedi, possiamo fare i complimenti. Più belle. Più belle. Vabbè, ma vuoi mettere le nostre con quelle degli bravo altri? Biagio, Scusa, bravo Biagio, Meret tra i pali. E c'è ancora Kim. Qui vabbè, mettiamo il dubbio. Secondo me gioca Juan Jesus. Ballottaggio, anche secondo me gioca Juan Jesus. Centrocampo per me sarà quello lì. Sì. Centrocampo per me sarà quello lì con Lobotka Anghissà. E Kvaratskhelia, Raspadori, Politano e Osimhen. Io ieri ho sentito chiamare Kvaratskhelia in tutti i modi possibili e immaginabili. L'ultima che ho sentito è Kvaravaggio. Kvaravaggio, bella. Kvaravaggio Kvaravaggio è il più bello che ho sentito fino a questo momento.
L'ultima che ho sentito è Kvaravaggio. Kvaradona è troppo forte. Sì, Kvaradona è importante. Kvaravaggio invece. Kvaravaggio mi piace. Bello, bello. Però anche ieri l'ho perché sentito. Aspetta, c'è dell'arte in quello che ha mostrato fino a questo momento. Devo Quindi andarlo a recuperare. c'è perché tutto. ieri Biagio Barone me l'ha fatto notare durante. Eccolo qua. Cavalcatella è stato chiamato ieri al filo diretto. L'hanno chiamato Cavalcatella. E devi vedere quante ne arriveranno ancora. E io sono impazzito al Cavalcatella. Mi aspetto Elmas al posto di Kvara, scrive Faber Io GT, se gioca a Raspadori, no. Ragazzi, è uscito Kvaratskhelia troppo presto, quello ovviamente non è perché stava giocando male, ma perché doveva recuperare minuti per farlo giocare titolare questa sera. È quello il motivo per il quale esce Kvaratskhelia dal campo a Firenze così presto. Anzi, secondo me resta Kvaratskhelia in campo a Firenze, il Napoli può trovare anche più facilmente la vittoria. Con i secco di mano non si va da nessuna parte, certo. E lo sappiamo, è chiaro. Però non dico che è un imprescindibile, ma Questo momento è difficile rinunciare. sei in gran forma, perché rinunciare al talento di Kvaratskhelia? Ma abbiamo anche il copyright, chi è che l'ha detta Kvaratskhelia? Non ce lo ricordiamo, non mi ricordo perché lo leggevo, intanto intanto ha segnato il Napoli. Io lo userò sempre. Ecco, questa per esempio me la puoi raccontare. Ha segnato il Napoli. Come ha segnato? Bella palla profonda in area di rigore, non riesco a riconoscere però chi è. È perché la diretta si è bloccata un'altra volta. Si è bloccata un'altra volta, però bel diagonale in buca d'angolo, palla sul secondo palo, dal limite dell'area. No, non è No, okay, ecco palla al limite dell'area di rigore, tocco filtrante all'interno. Il controllo il sinistro dovrebbe essere Borrelli, se non vado errato. Ok, 2-2 quindi tra Napoli e Sassuolo. Ve lo ricordiamo ragazzi, il Sassuolo è una delle formazioni in primavera più attrezzate che esistano. Quindi il Napoli non avrà gioco facile, anche se si sta giocando in casa. Sarà molto molto complicato aver la meglio degli avversari neroverdi. Abbiamo detto di Ronaldo. Ho detto Monica Scozzafava, ho detto qualcosina a Monica Scozzafava, magari dopo arriveremo di nuovo a parlarne. Abbiamo detto di Keylor Navas, delle difficoltà. Vogliamo un attimo ricapitolare perché in questo momento diciamo che Keylor Navas è più lontano che mai dal Napoli. Semplicemente perché il Paris Saint-Germain non vuole dare, ovviamente non era Borrelli ma era Gioielli, l'autore del gol del Napoli. Dicevo che Keylor Navas è più lontano dal Napoli semplicemente perché vuole una buonuscita che è molto alta, si aggira sui 9 milioni di euro dal Paris Saint-Germain e il Paris Saint-Germain non gliela vuole dare. Quindi di conseguenza il Napoli ha fatto tutto, è pronto ad accoglierlo, è pronto anche alla fumata bianca, però se non c'è questa buonuscita da parte del Paris Saint-Germain difficilmente appunto arriverà. Ieri è stato anche convocato, il tecnico del Paris Saint-Germain ha annunciato in conferenza stampa che il portiere del Costa Rica è stato convocato per la gara che giocherà oggi il PSG, mentre ha annunciato per esempio che Paredes ha l'accordo con la Juventus, quindi quello è un caso differente. Secondo me Keylor Navas difficilmente arriverà al Napoli in questa finestra di mercato. Vediamo se sarà possibile farlo a gennaio, non so quanto poi convenga onestamente a gennaio. Nel frattempo bisogna dare fiducia ad Alex Meret, fargli ritrovare quella serenità che serve per poter affrontare un campionato così importante e la Champions League. Aggiungo un piccolo particolare, che secondo me il Napoli con Keylor Navas lo scudetto lo poteva veramente vincere. Senza Keylor Navas un po' di preoccupazione comunque tra i pali ce l'ho, perché tu Meret lo puoi anche tranquillizzare quando vuoi, ma se la testa ad un certo punto è partita... Quindi tu stai parlando comunque in ogni caso di un problema di testa. Sì, ma non quello di è il un problema, come dire, per me è un problema di testa. Cioè Meret come portiere, per me è forte. Per te è forte. Ma per me Meret è sempre stato forte, ma in questo momento per me Meret non sente la fiducia dell'ambiente. Cioè io, la preoccupazione, Vincenzo, sai qual è? Che nel momento in cui Meret, mettiamo che a Firenze, invece di esserci Jovic, c'era Lukaku, quel pallone finiva in fondo al sacco. Il Napoli prendeva gol su quell'errore di Meret. Sai che cosa succedeva poi dopo? Con i tifosi, con noi della stampa, un macello. Quindi questo mi preoccupa. Nel momento in cui Alex Meret dovesse, perché accade a tutti, quindi accadrà per forza anche a lui, nell'arco di questa stagione commettere un mezzo errore, potrebbe essere veramente un grosso problema. E se già
come si dice a Pordenone, c'è già la botta, perché c'è Linguaggio tecnico. linguaggio tecnico, scendiamo proprio nei particolari, nei menandri del linguaggio tecnico legato al calcio. Ecco, se dovesse esserci una problematica del genere, poi dopo tu rischi di perderlo davvero in malo modo, e quindi è un peccato. Allora per me andava risolto il problema a monte. Come lo ha risolto il Napoli il problema a monte? Secondo loro prendendo Sirigu, che comunque, anche se ha una certa, però è un portiere affidabile. Io poi l'ho visto da vicinissimo all'interno degli spogliatoi dello stadio Maradona, ed è un Marcantonio che arriva sotto al soffitto, quindi ha una struttura fisica importante, ma questo ovviamente lo si sapeva, poi ha una tranquillità davvero molto elevata, cioè tu lo vedi fuori, lo vedi in campo già tranquillo, ma che comunque si fa sentire dall'alto della sua esperienza, ma se lo vedi al di fuori del campo c'ha una tranquillità incredibile, ed è comunque un portiere di grande esperienza e di grande affidamento, arrivato a Napoli per fare la chioccia, ma che secondo me, dovesse accadere qualcosa, chissà che non possa anche prendere il posto di Meret. Io mi auguro che tutto vada per il meglio, che Meret torni a grandi livelli, perché per me è un grande portiere e merita la maglia del Napoli e la titolarità. Mi preoccupa soltanto la testa, questo è qualcosa che mi preoccupa. Dobbiamo dire anche di Adam Unas. Sì, diciamo anche di Adam Ieri Unas. abbiamo anticipato che per lui c'erano anche offerte dall'estero. Sì, anche abbastanza elevate, no? Nel corso delle ore abbiamo capito, grazie a Gianluca Di Marzio, che si trattava del Lille, che era il Lille la squadra interessata ad Adam Unas. E adesso vi diciamo che stiamo lavorando invece sulla valutazione che ne fa il Napoli. E qui le cose si complicano, perché evidentemente... 7 milioni se non vado dato, no? Sì, 7, siamo ancora lì, e non sono pochi. Non sono pochi per un calciatore che fra pochi mesi potrà liberarsi a zero. A gennaio Adam Unas sarà libero di firmare con qualsiasi squadra voglia. Sampdoria e chi c'era? Anche il Monza, no? C'era la Sampdoria, c'era il Monza, non erano, adesso lo possiamo dire, particolarmente convinte dal calciatore, diciamo così, anche per quelli che eppure, è sai il una suo cosa, atteggiamento. Vincenzo, sai una cosa. Il problema che ha avuto anche Balotelli. Sì. Balotelli al Napoli perché non è mai arrivato, perché De Laurentiis diceva Balotelli è un po' troppo, diciamo, irruento a volte, un po' troppo anche forse, diciamo così, testa calda. Abbiamo capito che Sampdoria e Monza avevano tale pensiero anche per lo stesso Adam Unas. Però ti dico che, parlandone con tanti addetti ai lavori, molti mi ripetono sempre la stessa cosa, cioè che Adam Unas, ma tra l'altro poi è una cosa che abbiamo ascoltato anche dalle parole di Serse Cosmi, quando qualche tempo fa abbiamo partecipato a quell'evento organizzato dal collega Raffaele Auriemma, Summer Show si chiamava, quindi anche in quel caso fu Serse Cosmi appunto a dirmi questa cosa, ma io l'ho sentita dire davvero da molti. Mi dicono che il Napoli ha un calciatore che è molto forte ed è proprio Adam Unas. Il limite proprio di Adam Unas è la testa. Ecco, mentre quella di Meret è troppo, come dire, diciamo, sono i due opposti, ecco, mettiamola così. Uno è troppo vivace, l'altro invece è troppo dolce, dai, diciamo, per non dire moscio. Perché non mi viene adesso nessun'altra parola, però quella di Adam Unas effettivamente è una testa molto, molto vivace, lo si vede anche molto spavaldo quando esce dallo spogliatoio, è comunque una testa calda, ecco, mettiamola così. Ed è questo però ha che, qualità importanti. Sì, mi è sempre sembrato molto innamorato del suo stesso calcio, nel senso che, per esempio, con Sarri non mi sembrava particolarmente inserito in quello che è l'idea di Vincenzo, gioco. l'unico allenatore che Lui lo ha valorizzato è Cosmi e basta. Perché? Perché era obbligato anche a dargli spazio, quindi accettava che magari per qualche tempo si eclissasse, si addormentasse, nella consapevolezza che quando si sarebbe svegliato avrebbe comunque aiutato la squadra. Questo lo puoi fare in una piazza, diciamo così, di provincia, Sì.
non lo puoi fare in una piazza come Napoli. No, assolutamente dove non ti viene concesso di assentarti, non ti viene concesso di addormentarti, tra virgolette. Quindi, nonostante lo stesso Spalletti l'anno scorso avesse chiesto la sua permanenza perché lo vedeva come quel calciatore di rottura, di strappo che potesse fare la differenza sulla tre quarti, evidentemente non basta, perché serve anche una grande continuità nel mondo del calcio. Sampdoria e Monza non credono nella continuità per quanto riguarda Adam Ounas, ci sta credendo il Lille, o meglio ci sta riflettendo, e arrivano anche le parole di Niccolò Schira, il quale ha detto che è stato offerto ad Adam Ounas un contratto fino al 2025 con opzione fino al 2026. Il problema quindi a questo punto mi sa che tra Napoli e Lille. Tra Napoli e Lille. Però io sto provando a capire effettivamente, caro Ciro, se in realtà non potrebbe arrivare una soluzione, diciamo così, un po' più bonaria. Cioè? Prestito. No, prestito non è possibile perché arriva il suo contratto scade nel 2023, quindi a meno che non faccia un rinnovo, diciamo così, fittizio, prestito la vedo complicata. Dico, il Napoli, che comunque c'ha sul groppone lo stipendio di Ounas, siamo proprio sicuri che può chiedere tutti quei soldi? Visto che invece a Keylor Navas lo stai chiedendo praticamente a gratis, stai chiedendo che si liberi a zero, e ho capito che il Napoli fa sempre questo, ho capito che il Napoli prova sempre a strappare l'affare e sono d'accordo, ma non sarebbe comunque un affare liberare semplicemente Adam Ounas, liberarsi di questi mesi di stipendio dove tra l'altro non giocherai neppure per 2 mesi praticamente, perché novembre e dicembre saltano, diciamo così, no? Sì. Quindi ti liberi dello stipendio di Ounas, non credo che ci sia proprio la necessità di chiedere tanto per il suo cartellino, una cosa bonaria, giusto per dare le parcelle a intermediari, eccetera, eccetera, è già così. Cioè, posso anche essere d'accordo sul tuo ragionamento, non penso che questo però sia il pensiero di De Laurentiis, perché un presidente che ha sempre voluto fare l'affare, che sia in entrata o che sia in uscita. Vedi per esempio Fabian Ruiz, Fabian tra 2 mesi poteva tranquillamente firmare a zero, però e invece Fabian via per 22 milioni però di euro. Fabian che faceva? Faceva 2 mesi di tribuna. Faceva 2 mesi di tribuna e saltava il mondiale. Faceva 2 mesi di tribuna e saltava il mondiale, però firmava a zero. Potrebbe saltarlo anche così, esatto. Perché potrebbe saltarlo anche così, perché sappiamo che il CT della Spagna non è che non lo vede tanto, lo vede tantissimo, esatto. Bisognerebbe dargli un paio di occhiali, ecco, per farlo vedere meglio. Grazie Ciro. E allora chiedo al nostro Biagio di proseguire con i collegamenti in programma, anche perché abbiamo un grandissimo ospite adesso. Tra poco un grande ospite, è uno di quelli che ha fatto bene sia con la maglia del Napoli che con quella del Lecce, anche se forse con la a maglia del Napoli no. Fu un po' sfortunato, diciamo una stagione sfortunata. Dai, cominciò male. Facciamo così, diamo qualche indizio, vediamo se i nostri telespettatori indovinano chi è il prossimo ospite. Ecco. Allora, cominciò male perché ci fu un esonero appena dopo 2 giornate. Sì, l'esonero arrivò del come colpo, appena dopo 2 giornate cambiò un po' tutto. Tra l'altro è come quando passi da, non lo so, Guardiola a Simeone. Cioè, se tu costruisci una squadra per Guardiola e poi la dai a Simeone, o il contrario, è chiaro che all'allenatore che arriva lo metti in grande difficoltà. E infatti poi è quello che accadde quell'anno, dove possiamo dirlo, altro indizio, alla fine arriva la retrocessione. Esattamente. Alla fine arriva la retrocessione. Però se ti interessa, mentre attendiamo l'ospite, è arrivato il report della seduta di allenamento di questa mattina. Facciamo così, contatta l'ospite. Sì. Mandagli un messaggio, digli che siamo pronti e io intanto vado a leggere il report, anche aiutandomi con il grande touch, con Biagio che poi mi segue in questo momento appena si caricherà la pagina del report partenopeo.
dove tra l'altro sito ovviamente rinnovato, insomma, mi piaceva di più quello di prima, però è perché io sono molto molto legato e abitudinario. Eccoci qua, Tanto si è caricato, puoi si è provare, caricato, si è prova caricato. sempre. Report allenamento 31 agosto, magari controlliamo anche se il numero è quello corretto, Ciro. Passa il numero a Biagio, Sì. il numero corretto, così vediamo se c'è stato poi correttezza anche nella trascrizione sulla scaletta. Qui abbiamo le foto dell'allenamento di oggi. Primo piano per Kim, un po' più defilato, Matteo Politano, Zerbin, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Raspadori, Zelinski, Raspadori sì, in basso, perché già andava poi vabbè, in basso è sfogandosi. normale, cioè ti devi Scusate, abbassare un po'. lo so, mi era sfuggito davanti, avevo beccato di Lorenzo. Sei riuscito a vedere Di Lorenzo alle spalle e non hai visto Esatto. Raspadori davanti. Vedi la vecchiaia. Qui invece c'è Elif Elmas, Mario Rui, il portoghese. Consiglio- Chi gioca oggi titolare? Dai. Chi gioca titolare? Mario Rui o Mario Mattias Rui Oliveira? gioca, Mario Rui, anche secondo me. Lavoro tecnico-tattico, Juan terapie Jesus. per Demme, ed ecco qui Juan Jesus, anche lui si candida attraverso insomma, il lavoro costante ad una maglia di titolare da titolare questa sera. Un altro dei successi di Spalletti, Juan Jesus. Sì. Arriva praticamente accolto da lancio di frutta poco di stagione, dopo pochi mesi, poche settimane, viene ad essere uno di quelli che nelle rotazioni ci possono stare e che quando per esempio non c'è stato Kalidou Koulibaly, fatto bene, fatto molto Sì, bene, andando sì. oltre le più rosee previsioni, forse anche dello stesso Spalletti. Ma poi Qual è se il ne- segreto del mister? Ma qual è il segreto del mister? Semplicemente lo conosce bene, sa quali sono le sue qualità, anche se a Roma, per esempio, lui stesso ha detto che la seconda parte della sua esperienza romana non è stata positiva per altri motivi che sono extracampo, però effettivamente in quel periodo secondo romano non ha fatto bene Juan Jesus. Ha approcciato bene con il Napoli, quando ha sostituito Koulibaly ha fatto appunto molto molto bene, come dicevi in precedenza, e di conseguenza si è meritato la conferma. Tra l'altro poi lui ha proprio sottoscritto un nuovo contratto, come ci spiegò Bruno Galvan al momento della firma quest'estate, quindi si è legato al Napoli, se non vado errato, per un paio d'anni, non ricordo adesso bene. Non so, squilla, faccio comunicazione di servizio, squilla ma non risponde, e riprova perché io ho scritto e non ho Sta ancora dicendo letto il che... messaggio. Ah, ok, no, io pensavo che avesse risposto, invece no, No, ci sono no. dei problemi. Vabbè, Sì, magari non ho ancora visto, il nostro no. ospite in questo momento sta trovando delle difficoltà, si sarà allontanato evidentemente dal telefono, e anche questo è il bello della diretta. Poco male, perché ci dà tempo per leggere qualcuno dei vostri messaggi Leggiamo. in questo momento. Ricordiamo gli appuntamenti. Perché non gioca Ostica? Perché non gioca Ostigard? Perché Ostigard è il sostituto di Rachmani e quindi di conseguenza se gioca Rachmani non può giocare Ostigard. Quindi dici che è anche un problema di piede, nel senso che... Sì, ma io credo che il Napoli, che Spalletti abbia fatto le coppie, cioè Kim Juan Jesus e Rachmani Ostigard, quindi è semplicemente quello il motivo. Quando dovrà rifiatare Rachmani, credo che poi a quel punto giochi Ostigard. Stefania Dal Molin, non so se sta scherzando oppure no. Dice Fabiano, fin quando lo vedo con la maglia del Napoli, quando lava la maglia del PSG ci crederò. Ma l'ha già... Ci stanno i video. No, ma ci già stanno è i video di lui ufficiale. con la maglia del PSG. Sì, No, ci il stanno contratto i di... video con Ce la maglia. l'abbiamo. Ce l'abbiamo fatto. Ce l'abbiamo. Buongiorno a mister David Sesa. Ciao mister, come stai? Ciao, bene, grazie. Voi? Come stai mister? Cosa stai facendo di bello in questa giornata di fine estate? Io alleno, ma più tardi ho l'allenamento della squadra. Dici di più, insomma, c'è qualche talento sul quale il Napoli No, può non- puntare i suoi occhi? Non per il livello Napoli, non per il livello Napoli. E allora mister ti diciamo buon lavoro, poi magari ci aggiorniamo anche per trovare qualche talento. Intanto parliamo di Napoli-Lecce. Subito a Marcord, il primo ricordo che ti viene in mente quando indossavi la maglia del Napoli e il primo che ti viene in mente con la maglia del Lecce? Va bene, quando sono arrivato a Napoli la prima partita era Napoli-Juventus, che poi abbiamo perso 2-1 in casa con gol di Del Piero e Kovacevic. Era la prima partita di Zeman al San Paolo, anche un San Paolo piano, un ambiente fantastico, penso che solo si può vedere a Napoli, e questo è un bel ricordo. È stata comunque anche una bella partita perché il primo tempo è finito sul 1-0 per noi con gol di Stellone,
Poi va bene, è stata una Juventus stellare veramente molto forte, alla fine abbiamo perso 2-1, però comunque un bel ricordo. Lecce anche ha avuto dei bei ricordi per 2 anni lì, sono stato bene sia a Lecce che anche a Napoli. Fu un errore adesso allontanare Zeman subito dopo 2 partite? Vabbè, sai, il calcio purtroppo sono i risultati poi alla fine che contano. Sicuramente Zeman nelle prime partite non abbiamo fatto tanti punti, poi sappiamo che Napoli è una piazza molto, molto esigente e poi i dirigenti lì all'epoca hanno deciso così, poi siamo passati da Zeman a Mondonico che sicuramente hanno una visione del calcio un po' diversa, non dico uno meglio che l'altro, però sono 2 allenatori diversi e purtroppo poi è stata un'annata un po' molto sofferta, diciamo così. A Lecce invece le cose sono andate un po' meglio, diciamocelo mister, qualche meno sfortuna, ecco, per dire così, quindi il ricordo con la maglia dei salentini, giallorossa, qual è? Vabbè, Lecce, sai, sono 2 piazze differenti, no? Gli obiettivi del Napoli sono sempre più ambiziosi, è chiaro, no? Per la piazza che è. Il Lecce è una società che viaggia sempre tra Serie A e Serie B, è una ottima società, una bella piazza al sud, sono stato anche lì benissimo, abbiamo avuto 2 anni veramente di grandi successi e sì, mi legano anche tanti bei ricordi naturalmente a Lecce, assolutamente. Ciro. Ciao David, sono Ciro, semplicissima Ciao, la mia Ciro. domanda. A mister David Sesa piace il 4-2-3-1 e il Napoli questa sera con il Lecce giocherà con ogni probabilità con Raspadori alle spalle di Osimhen e col 4-2-3-1. La mia domanda però si sposta sul centrocampo perché qui in studio combatto con Vincenzo perché lui preferisce ovviamente Lobotka accanto ad Anghissà nei 2, io dico che con il 4-2-3-1 Spalletti quando potrà avere a disposizione ovviamente il miglior Dombelé giocherà sicuramente con Dombelé e con Anghissà a fare da schermo davanti alla difesa in questo 4-2-3-1, volevo sapere cosa ne pensi. No, giusto, però sai, al di là di quello chi gioca lì, l'importante è che ci sono dei giocatori di qualità e quantità, no? Penso che Spalletti potrà scegliere anche in virtù dell'avversario, no? Come gioca l'avversario, dipende poi come tu vuoi mettere insieme questi 2 centrocampisti che ti fanno un po' da blocco per poi liberare i giocatori offensivi, no? Con Raspadori che è un giocatore sicuramente molto offensivo, Osimhen anche. Secondo me bisogna sempre trovare un po' l'equilibrio giusto di una squadra, no? E penso che Spalletti questo lo sa benissimo e lui sta cercando forse ancora in questo momento un po' quale potrà essere la migliore soluzione per dare più equilibrio a questa squadra, no? Comunque si è iniziato molto bene il campionato, il Napoli sta viaggiando bene, è una squadra forte con del talento, anche se ci sono stati delle partenze importanti, no? Con Koulibaly e con Mertens, ma a me mi piace molto questo Napoli, penso che potrà anche quest'anno, come già l'anno scorso, fare un campionato da protagonista. David, si dice sempre che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Pantaleo Corvino ne ha fatta un'altra, ha portato a Lecce un TT. Ecco, come giochi, come giudichi questo colpo? Comunque il direttore ha sempre l'occasione, tira sempre il coniglio dal cilindro, ecco, diciamo così. Vabbè, ma sai, Pantaleo Corvino non è che lo scopriamo adesso, uno che ha fatto un ottimo lavoro alla Fiorentina, ha fatto un ottimo lavoro a Lecce, anche a Bologna ha fatto un buon lavoro. Adesso un TT siamo stati tutti un po' sorpresi, no? Che Lecce può prendere un giocatore del Barcellona, però anche un TT viene un po' da un periodo non molto semplice per lui, perciò è riuscito con i suoi contatti, che lui ne ha tanti, a portare questo giocatore di spessore a Lecce. Comunque al di là di quello lui fa sempre un mercato molto cauto e buono, anche economicamente, perché io penso che Lecce non ha un budget che si può permettere dei giocatori che costano tantissimo, perciò lui cerca sempre dei talenti, delle occasioni dove è anche sensato investire, no? Perché Lecce
andare a spendere delle cifre folle, non se lo può permettere. E penso che sia anche giusto così, no? come politica del club. Ma Giacomo Raspadori si avvicina al miglior David Sesa, mister? Vabbè, Raspadori è un giocatore che ha fatto molto bene a Sassuolo, è un giocatore di talento, un giocatore sicuramente forte. Chiaro è anche una cosa, Napoli non è Sassuolo, Napoli ha più pressione, Napoli le aspettative sono più alte, a Sassuolo è una società che si può giocare più tranquilli, dico così, perché alla fine a Sassuolo non devi giocare nei primi 6-7 posizioni, se poi vai dentro nei primi 6-7 hai fatto un grande campionato, invece a Napoli tu devi essere nei primi 4 per andare in Champions League, la pressione è diversa, la concorrenza anche diversa, però è un giocatore che io mi auguro che possa fare bene a Napoli, perché un italiano, quello è importante, giocatore italiano, visto adesso anche la partenza di Insigne, lui è un po' un giocatore simile a Lorenzo, spero che possa fare bene a Napoli, perché è un giocatore sicuramente di buona prospettiva anche. Assolutamente sì, Ciro, se non ci sono altre domande, io salutiamo mister Sesa. ho un'ultima curiosità. Non ha giocato a Castellano. No, non ha giocato a Castellano, ha giocato a Napoli. Ma David, l'emozione o quantomeno il ricordo di segnare il gol vittoria contro l'Inter, in quell'Inter c'erano, ma ne cito solo alcuni, Baggio, Blanc, Zamorano, Serov, Zanetti e Cristian Vieri. Ecco, Sì, finisce no. 1-0 per il Lecce, segna Davide Sesa su punizione. Che cosa hai provato in quel momento? Vabbè, un momento fantastico, no? Tu l'hai detto, Ciro, giusto, ma sai, ci fa anche capire, se tu pensi quell'Inter in quel campionato arrivò forse quarto o quinto, no? E bisogna anche dire che il campionato italiano di Serie A, parliamo di 20 anni fa, 15 anni fa, era assolutamente il migliore al mondo. Sì. E c'erano anche i migliori giocatori, no? Era una qualità pazzesca, no? Anche nelle squadre che arrivavano quinto, sesto, settimi, cioè, ti dico solo l'anno dopo Baggio andò al Brescia, e nel Brescia giocava Guardiola, Baggio, Luca Toni, cioè era una qualità pazzesca. Io penso fa vedere anche quello, però l'emozione era fantastica, segnare contro una squadra piena di campioni, sicuramente un momento molto molto bello. Speriamo che, mister, ecco, si possano rivivere gioie come quella anche stasera. Fra chi farai il tifo? Allora un bel pareggio sarebbe bello, però io dico naturalmente il Napoli è strafavorita perché è una squadra veramente molto forte, però il campionato è ancora lungo, un pareggio sarebbe una bella cosa per me. Grazie mille, mister, un abbraccio, Ciao, buona grazie, giornata e buon lavoro. Ciao, grazie. Grazie anche a voi, grazie, buon lavoro. Grazie a mister David Sesa. Nessuno aveva indovinato però. Non l'avevano beccato. David Sesa. Di solito chi scrive è abbastanza giovane, quindi probabilmente non... È vero, non alla fine più passa il tempo e più ci scopriamo. Sì. Tu non capisci che siamo noi più vecchi. Sempre più vecchi rispetto ai nostri Cioè spettatori. io quando chiamo ex calciatori del Napoli del genere mi diverto tantissimo perché mi ricordo, sono i miei tempi, quindi mi ricordo Sesa, io mi ricordo di Sabè, abbiamo 60 anni o 70 anni. Sì, ma se io Sommato chiedo... siamo sotto i 40, Allora, giusto? guarda, Pure se a te. io sì, se ne ho 38. Siamo sotto i 40. Se proviamo a fare un sondaggio e chiedere Chi si ricorda vi ricordate di Crasson e Prunier? Vediamo quanti di loro si ricordano di Crasson e Prunier. E io me li ricordo invece. Vabbè, ma là già era 98, 97, 98. Qua David Sesa siamo inizio anni 2000, sì, 2000-2001. Quindi dici che se lo comunque siamo ricordano, già... E allora leggiamo quelli che sono i commenti rispetto ai calciatori che oggi... Quello che vogliono è sicuramente non Ronaldo, i nostri amici. No, sembrerebbe effettivamente di no. Spalletti press conference, no, oggi non c'è conferenza. Ecco, Marek Hamsik dice, Vincenzo, io ho indovinato, Sesa è uno dei tanti pacchi portati da Ferlaini. Francesco è Marek Hamsik. Salutiamo il nostro Francesco, però pacchi. Ci sta, li prendono fatto male. Non è che De Laurentiis, per esempio, non ha mai avuto, tra virgolette, uno di quei cosiddetti bidoni, no?
No, beh, Faccio solo il nome di Chavez per fare un esempio. bellissimo Chavez, che giocatore. Fantastico Chavez. Può capitare, ragazzi, Ma nel calcio, non ci magari Edu Vargas. magari, ma Turbomen già era diverso. Chavez fu proprio uno di quelle Guarda, questo amico Faber sfogliatelle, ecco, che Faber arrivava. GT scrive Crasson e Prunier, hai voglia, Crasson e Prunier con la faccia con i brividi. Però Crasson Lui se non lo era ricorda. malvagio. No, non era male, Prunier, però sono d'accordo con i Prunier- brividi. Crasson qualche partita. Qualche partita, ecco. Io mi ricordo la semifinale con l'Inter in Coppa Italia. Qualche no? partita è Qualche bellissima partita di questa cosa. Crasson ce la ricordiamo pure. Secondo voi un ass andrà a Lille? E allora Paolo, stiamo provando a lavorarci. E ti ripeto, in base a quanto mi arriva, il Napoli dovrebbe abbassare di molto le pretese per il suo cartellino. L'offerta al calciatore è chiaramente stata recapitata. Apertura da parte del giocatore, ci sta lavorando anche qualche intermediario, diciamo così, italiano, non soltanto quello che è il suo agente. E speriamo anche per quello che è il futuro, per la carriera dello stesso Adamo Nass, che l'operazione possa andare a risolversi. Vi ripeto, al momento la sensazione è che possa chiudersi soltanto se il Napoli, non dico che dovesse chiedere un fiorellino, però qualcosina in più, ecco. Due cose. Giusto, Manca un minuto e il Sassuolo sta vincendo 3-2 Offer. contro Offer. Offer, mamma mia. Segnato Russo al 94esimo per il Sassuolo, quindi Quindi è manca un minuto ancora, 6 minuti di recupero, ora c'era un calcio d'angolo per il Napoli. Poi un amico in chat scrive 35 milioni per Raspadori, che affare per il Sassuolo. E io invece dico che il Sassuolo avrà anche fatto l'affare con 35 milioni, ma il Napoli lo rivenderà, a mio avviso, tra qualche anno a molto di più, perché questo è un calciatore giovane, classe 2000, soltanto 22 anni, nato il 18 febbraio, è molto forte. E per la politica del Napoli, sì, sono stati spesi 35 milioni per il cartellino, ed è la dimostrazione del fatto che De Laurentiis non bada al cartellino, perché quando c'è da acquistare un calciatore tratta sì, ma alla fine se c'è da spendere spende da quel punto di vista. Continua tu, poi aggiungo io. È l'ingaggio del giocatore che poi lui va a trattare. E io sono convinto che Raspadori fra qualche anno, 2, 3, 4 anni, verso la scadenza del contratto, sarà ceduto ad una cifra che è sicuramente molto più alta dei 35 milioni spesi adesso. Aggiungi. Allora, evidentemente è chiaro il discorso dei cartellini, perché il Napoli va ad ammortizzare quelli che sono i costi per i cartellini. È finita tra Napoli e Sassuolo, campionato primavera, 3-2, Sassuolo Corsaro a Napoli. Dicevo, il costo dei cartellini viene ammortizzato ed è ovvio, fai bene insomma certo a sottolinearlo. Però proprio Raspadori, signore, ha una situazione particolare. Raspadori, Raspigno come lo chiama qualcuno, è una sorta di Rolex, torno a ripetere, non perderà valore, ragazzi, no, quando tutto dovesse andare male dal punto di vista economico. Raspadori è un affare, perché il Napoli potrebbe comunque agevolmente fare plusvalenza. Poi dovesse diventare il nuovo crack del calcio italiano, allora sarebbe l'ennesimo affare per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis, ma per il momento siamo comunque nella certezza che in ogni caso non andrà a perderci. Caro Biagio, andiamo anche avanti con il prossimo collegamento, così da commentare anche quella che è stata la gara tra Napoli e Sassuolo. Tra l'altro era seduto accanto a me il prossimo ospite. Quando? A Firenze. Quindi racconterà anche quello che è successo. Era bello teso. L'ho visto. Vabbè, che quando gioca il Napoli lui è sempre teso. Ma l'ho visto veramente provato a Firenze, cioè, non si riusciva neanche a comunicare con lui all'Allianz Stadium in quel famoso Juventus Napoli. No, non si riusciva neanche a comunicare. Addirittura mi ha chiesto: ma sei qui per quale sito? Cioè, io ho detto ok, secondo me è talmente teso che non riesce a riconoscermi, però ci siamo, dovremmo essere. Attendiamo il placet dal nostro Biagio Barone. È un piacere ritrovare Ciro Troisi del Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro, come stai? Va bene, buongiorno a voi.
La primavera mi sembra un po' meno, una beffa nel finale. Ci racconti la visione della tua gara, la tua prospettiva sulla gara di questa mattina? No, non meritava neanche, sinceramente. Ha giocato molto meglio oggi che venerdì quando ha vinto col Cesena, ha risposto colpo su colpo, ad una squadra che a livello tecnico qualitativo è superiore al Napoli, una gara condizionata dal caldo. In tanti alla fine infatti non ce la facevano più e su un'azione abbastanza elementare del Sassuolo hanno trovato il gol del 3-2. Quali sono i profili che si stanno distinguendo quest'anno in primavera, Ciro? Vabbè, ci sta Spavone che ha fatto 2 gol in 3 partite, centrocampista molto bravo negli inserimenti, sta valorizzando le sue caratteristiche. Marchisano bravo, peccato oggi sia infortunato, fortunatamente nessuna frattura nonostante la scena dell'infortunio faceva preoccupare, un po' dalla caviglia per lui. Poi credo che c'è curiosità di vedere tutti noi, manca soltanto Boni, quello che hanno preso dal Milan, da vedere, perché oggi è risultato anche da Minere, l'esterno destro senegalese che ha fatto la sua prima gara ufficiale oggi. Ciro, io invece esposto innanzitutto ti saluto e ti sento più calmo rispetto a quello che ho visto a Firenze, perché eri veramente abbastanza provato. Ti chiedo, stasera il Napoli affronta il Lecce, ci sarà un po' di turnover. Prima con Vincenzo abbiamo ipotizzato una possibile formazione per questa sera e potrebbe appunto esserci magari Juan Jesus al posto di Kim. Io dico il dubbio, me lo porto dietro fino all'ultimo, Olivera al posto di Mario Rui, sicuramente Raspadori nel 4-2-3-1, a destra Politano, confermato invece Kvaratskhelia perché lo abbiamo visto uscire troppo presto, no, a Firenze in quella gara. Poi un altro dubbio che ci portiamo dietro è a centrocampo. Secondo te più Lobotka o più Dombele? No, io mi aspetto che giochi Kim perché una coppia difensiva nuova ha bisogno di quante più partite insieme possibili per armonizzarsi. Credo che Dombele non sia ancora in condizione per fare una partita al primo minuto, almeno quello che ho visto a Firenze, e non credo che in 2 o 3 giorni sia cambiato così tanto. E poi a sinistra io credo che Olivera possa fare la sua prima partita da titolare, e mi aspetto più Elmas che Kvaratskhelia perché non le può fare tutte al primo minuto, e poi soprattutto nel 4-2-3-1 Elmas ti può dare più equilibrio. Kvaratskhelia può essere una grande arma anche a gara in corso, e non dimentichiamoci che dopo c'è la Lazio e c'è il Liverpool, quindi se ti vuoi immaginare una in cui la partita dalla panchina può essere sicuramente quella di stasera. Ciro, veniamo anche un po' al calciomercato, sono ore frenetiche per quel che riguarda le trattative. Ronaldo lo vogliamo mettere in stand-by, possiamo mettere la parola fine, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, non posso esimermi da fare questo nome, Ciro, al telefono con te. No, la parola fine la diamo domani probabilmente, però è molto complicato che il Napoli in poco più di 24 ore imbastisca un'operazione di questo tipo. Vale anche purtroppo per Navas, secondo me. Comunque mi arrivano segnali negativi da entrambe le parti. Se non dovesse arrivare Navas è molto probabile che il Napoli scelga uno dei possibili piani che erano prospettati quest'estate, cioè quello del rinnovo di Meret con chi di Vuvice. Credo poco anche all'epoca di gennaio, sinceramente, perché poi se punti su Meret ci devi puntare realmente, dandogli la massima fiducia possibile, al netto che questa fiducia arriva dopo un'estate in cui gliel'hai tolta praticamente. Assolutamente sì. A quali cifre, se posso chiederti, Ciro, per quanto riguarda il rinnovo di Meret? Io sapevo di un accordo di intesa di massima intorno al 1,5 milioni di euro. È un quinquennale fino al 2027. Cioè l'accordo già c'era, i documenti che io sappia, mi ricordo era Di Maro e già erano stati impostati, il discorso era soltanto uno, capire chi arrivava al Napoli, se arrivava Chirigu o se arrivava Keylor Navas o Kepa. A questo punto, a una trentina di ore dalla fine del mercato, credo che sia difficile che possa arrivare. Cioè, Keylor Navas oggi il ritiro per Saint-Germain a Toulouse dovrebbe trovare l'accordo, che ancora non c'è distanza anche abbastanza ampia tra domande e offerte, trovare l'accordo per la rescissione e poi
firmare. Non so se ci sarà una valutazione, credo che il Napoli proverà almeno a strappare un 5-6 milioni di euro come per la cessione a titolo definitivo, considerando che un giocatore in scadenza fra un anno e che comunque non ha mai trovato continuità in tutte queste stagioni. Ci sono degli interessamenti, il Monza, Sampdoria, il Torino, in Francia e Lille, vediamo se spesso un attimo è andato via, diciamo, l'ultima zona di mercato, mi ricordo anche una volta al Cagliari. Vediamo se si ripete questa prassi, anche se stavolta dovrebbe essere l'ultima, perché non credo che il giocatore rinnoverà e andrà in prestito, credo che resterà, e a quel punto è molto probabile che sarà lui che scontrono la in Europa, in Italia, come ben sapete, il Napoli è messo a posto perché c'è Kvaratskhelia, c'è Raspadori che sono under e non occupano spazio. In Europa non vige questa regola, quindi al momento ce n'è uno in più tra gli stranieri, diciamo, e se credo, per logica, e se non ci sarà una soluzione per Onassa, andrà all'Impur il Tacere. Ciro, amici, diciamo, in comune che abbiamo mi dicono che ad oggi è il Lille la squadra più accreditata per ingaggiare Adamunas, però io onestamente stento a credere che possa arrivare qualcuno e portare 6-7 milioni per il cartellino dell'algerino. Credo che qualora davvero il Napoli volesse provare a trovare una soluzione a tale aspetto e a non avere un calciatore addirittura all'esterno, fuori dalla lista Champions, la metà 3-4 milioni. Dici che è una cifra improponibile ad oggi per il Napoli? No, io credo che, parliamo chiaramente, l'alternativa è perdere la 0. Quindi credo che il Napoli ha tutto l'interesse magari anche ad accontentarsi di qualcosa in meno. Ovviamente fa una richiesta, si fa una trattativa e si vede cosa ne viene fuori, perché poi comunque il Napoli, se l'offerta non è soddisfacente, può anche tenersi Onassa come soluzione per il campionato, per la Coppa Italia. È comunque un giocatore che quando subita soprattutto ti dà una grande mano. Il discorso è che secondo me si proverà a fare di tutto per cercare di mandarlo via, cioè di cederlo, di portare a casa anche un introito economico in queste ultime ore di mercato. Ultima domanda, Ciro, visto che siamo ormai giunti alla fine, il voto al calciomercato del Napoli qual è? Il mese rimane così, è un 6,5. 6,5? Sì, perché hai perso tanto in termini di qualità, di leadership, di personalità. Non era assolutamente facile restare competitivi con tutte le partenze che ci sono state e il Napoli questo ci è riuscito. E poi come altro elemento positivo, mi sembra per la prima volta negli ultimi anni una rosa veramente completa, perché hai 2 terzini sinistri veri, effettivi, hai 4 difensori centrali veri, effettivi, hai tenuto, almeno salvo novità che non dovrebbero esserci, Gaetano e Terzin, mi fa molto piacere perché con i titoli invernali che ci saranno fino a metà novembre possono essere così. Quindi sulla profondità della rosa hai fatto dei passi in avanti. Sinceramente sulla qualità, sulla prospettiva anche sulla qualità è inevitabile che qualcosa perdessi e infatti qualcosa hai perso. Evidentemente sì, ha pesato anche Meret in questo 6,5, magari fosse arrivato Navas. Sì. Assolutamente sì. Beh, ovviamente Keylor Navas è uno che ha vinto 3 Champions League consecutive, ha scaldato Casillas dai pali, come Casillas l'anno scorso, cioè sicuramente un livello che Dici, no, sta ancora parlando Ciro che non lo sentiamo. Oltre al contributo la cosa più importante secondo me è il contributo alla Pepe Reina, per intenderci, di personalità, di esperienza, di spessore, di comunicazione all'interno dello spogliatoio. Sicuramente, dicevo, volete sapere i convocati del Napoli appena usciti, no? Tutti e due, Marfella, Meret, Sirigu, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rachmani e Zanoli, Anghissà, Elmas, Gaetano, Lobotka, Dombele, Zerbin, Zelischi, Kvaratskhelia, Lozano, Simen, Politano, Raspadori e Simeone. Questo è l'elenco dei convocati del Napoli appena usciti. Non c'è un asso. Non c'è un asso. Non c'è un asso. No, non c'è un asso. E quindi questo potrebbe essere interpretato come un indizio di mercato. Grazie mille Ciro per essere stato oggi con noi, un abbraccio.
Grazie a voi. Ciao Ciro. Grazie. Ce n'è un'altra Ciro di Troisi. notizia, caro Vincenzo. Ma io t'ho portato qui per questo. 40 euro il costo dei biglietti per il settore ospiti dell'Olimpico. 5 euro in più rispetto allo scorso anno. Costava 35, sì, è aumentato. L'inflazione. Sarà anche che la Lazio sta andando bene, sta andando così forte. 40 euro. Lo Tito aumenta il prezzo per una trasferta. Tra l'altro poi ovviamente... Tra l'altro non particolarmente esosa, perché Roma e Napoli sono vicine. Però forse 40 per questo aumentato. dice allora, visto che non dovete Le fare spese sono poche, viaggio, esatto, potete pagare 40 euro esatto, per il biglietto. Bravissimo. Non sono pochi. Tra l'altro poi settore ospiti di Lazio-Napoli è aperto con obbligo della Fidelity Card per tutti i tifosi del Napoli residenti in Campania e non, e il divieto di acquistare altri settori. Ecco dove volevo arrivare. Perché intanto è stata divieto di acquistare... Sembrava che potesse anche non essere permessa. Stavo arrivando ad un altro punto. Divieto di acquistare in altri settori. Perché dico questo? Perché a Firenze questo divieto di acquistare in altri settori non c'era, 30 tifosi hanno acquistato i biglietti della curva maratona pagando non 30 euro ma 45 euro il biglietto di curva e sono stati costretti, perché portati, ad andare all'interno del settore ospiti e non in curva maratona, perché tifosi del Napoli. Io mi domando e dico: perché la Fiorentina non ha messo nel comunicato, come ha fatto la Lazio, divieto di acquistare altri settori? Se dai la possibilità a questi tifosi, e noi ieri abbiamo avuto l'opportunità di sentire Vincenzo Luisi, che era uno dei tifosi che ha avuto questo problema, tra l'altro poi sono stati costretti a fare tutto il giro dello stadio, e questo l'abbiamo fatto anche io e Biagio, tutto il giro dello stadio per arrivare al settore ospiti. Noi addetti ai lavori non ci hanno lasciato passare all'inizio un cancello che ci consentiva di arrivare direttamente al settore ospiti, quindi abbiamo dovuto fare tutto il giro dello stadio, ma noi siamo giornalisti, siamo lì per lavorare. Ma i tifosi del Napoli che sono costretti a fare tutto il giro dello stadio per raggiungere la curva maratona e poi portati all'interno del settore ospiti, è un rischio di ordine pubblico, perché tu passi 30 tifosi, lascia che poi erano mariti con le mogli o con appunto le fidanzate, hanno comunque dovuto fare tutto il perimetro dello stadio per arrivare da una parte all'altra dell'impianto e poter accedere all'interno dello stesso, ma nel settore ospiti, perché il settore ospiti era stato ridotto da 2200 a 1000 posti e che invece si è ritrovati uno addosso all'altro nel settore ospiti, dove in un posto magari c'erano 3-4 persone. Questo è quello che è accaduto, oltre a tutto quello che sappiamo, a Firenze nella trasferta di Firenze. Una gara che secondo me va archiviata il più presto possibile, non bisogna parlarne più. Per fortuna stasera c'è Napoli-Lecce e da domani possiamo parlare di altro. E chiaramente parleremo di tanto altro. Domani sarà anche il giorno della chiusura benedetta di questo calciomercato. Finalmente. Non ci si può lamentare però, Ciro. Non ci si può Non lamentare, ci si può però lamentare. non vedo Il l'ora che... Napoli ha avuto un'estate di calciomercato quanto mai movimentata. Va bene. Si è sempre detto alla fine tanti nomi, tante cose e poi non si chiude nulla. Quest'anno sì, parte Ospina, parte Koulibaly, parte Goulam, parte Insigne, parte Mertens. Credimi, fallo finire Mezza adesso. squadra è cambiata, sicuramente non ci siamo annoiati e c'è l'opportunità forse anche che ci sia qualche colpaccio oltre la fine del calciomercato, perché come ben sapete Navas potrebbe arrivare soltanto da svincolato. Se si libera e fatti suoi, dice il Napoli, come vuole liberarsi dal PSG, poi l'offerta dal Napoli è pronta, quindi può liberarsi anche nel corso delle prossime settimane. Ma il PSG ce l'ha un portiere di riserva all'altezza, diciamo così? Andiamo a vedere su Transfermarkt, perché sappiamo che Donnarumma è il titolarissimo, certo, e va bene, nessuno lo schioda da là. Ma come portieri di riserva, chi ha il PSG? Allora, Donnarumma, Keylor Navas, c'è Sergio Rico, che fatto bene, ma può fare il secondo al PSG? Può fare una semifinale di Champions qualora Donnarumma non fosse disponibile? Il PSG corre, voglio dire, se ha certi obiettivi, il Paris Saint-Germain può permettersi di affidarsi all'Etelier classe 90
o a Lucas Lava, lei classe 2003. Secondo me forse è anche questo il discorso. Il PSG, Galtier dice ok, vogliamo fare la Champions, vogliamo fare davvero raggiungere gli obiettivi, e signori, il portiere deve essere all'altezza. Sergio Rico dà delle garanzie sicuramente inferiori rispetto a Gigio Donnarumma, è lo stesso che Navas. Beh, certo, però è anche vero che comunque se c'è una situazione cioè Donnarumma sarà il titolare, cioè che Navas il campo non lo vedrà mai. Allora, l'anno scorso l'ha visto. Ma l'ha visto che c'era un altro tipo di Quest'anno ragionamento. non lo vedrebbe. Quest'anno non lo vedrebbe, siamo d'accordo. Quest'anno che Navas il campo non lo vedrebbe. Però, dal punto di vista suo, il costaricese, ma che deve fare? 35 anni, ha vinto le Champions League. È proprio imprescindibile in questo momento accettare una piazza come Napoli, che per carità è comunque una delle piazze più importanti del calcio italiano. Certo. Ci mancherebbe altro. Però, voglio dire, la Champions la giochi per giocarla. Non è che la vai a vincere. Beh, certo. In Italia l'obiettivo è la Champions, la qualificazione in Champions e non lo scudetto. Ma mi spiegate perché Keylor Navas dovrebbe lasciarsi sedurre così tanto dal progetto partenopeo, che tra l'altro non ha neanche Cristiano Ronaldo, dici, vabbè, ci gioca Ronaldo. No, non arriva. Quindi perché Keylor Navas dovrebbe rinunciare a quella barca di soldi che invece gli può dare ancora il PSG? Messa così sembra... Sì. Sembra più triste come trattativa, no? Sì, vabbè, sembra chiusa, ancora prima di aprirla. Cioè, non viene Keylor Navas, questo stai dicendo. No, sto facendo un ragionamento, poi vorrei sapere anche tu magari che ne pensi. Mi piacerebbe sapere, vedere se hai un pensiero completamente opposto al mio. No, io non ho un pensiero completamente opposto, io sono d'accordo con te, però penso anche che un calciatore, anche a 35 anni, anche se hai vinto tutto, a maggior ragione se hai vinto tutto, io non penso che sia felice di stare in panchina e vedere l'altro giocare. E quindi per me Keylor Navas il pensiero di andare via per trovare spazio altrove l'ha fatto e come, altrimenti queste voci non verrebbero fuori. Poi lascia che lui dice io non voglio perdere 9 milioni di euro, li voglio, e allora se l'accordo non lo trovi, delle due una, o ti prendi 9 milioni di euro e non giochi, oppure vai a giocare e rinunci a qualcosa. Questo è il ragionamento di questo momento. In questo specifico momento Keylor Navas sta, come dire, facendo passare in vantaggio la volontà di non perdere i 9 milioni di euro. Assolutamente è una sì, questione economica. Assolutamente sì. E ripeto, lo stesso Galtier ha dimostrato tutto sommato di volerci anche puntare, perché dice è un nostro calciatore, io lo porto in panchina nel momento in cui dovesse servirmi, e nessuno potrebbe dirgli assolutamente nulla. Della proposta del Napoli a Meret abbiamo già discorso ampiamente, addirittura un quinquennale, dipenderà molto dagli ultimi giorni di calciomercato, quindi possiamo leggere ancora qualcuno dei vostri messaggi su YouTube. Li giro direttamente a Ciro Novellino. Signori, in questo momento parte la messaggistica a Ciro Novellino, ti va? Vai. Allora, fiducia ad Alex Meret, il portiere più forte d'Italia dopo Donnarumma, secondo Hidden News. Allora, in teoria, qualche anno fa, in potenza, nelle più rosee immaginazioni, ed erano anche le mie, ma ad oggi io penso che se chiedo a Ciro Novellino tra prove dell'Meret, lui prende prove del. Visto? Ho fatto la risatina. Chiedo a Ciro Novellino tra Audero e Meret. No, allora, Vincenzo. Audero e Meret, io prendo Meret. No, non sono bugiardo. Meret è un buon portiere. Meret è un buon portiere. Meret ha bisogno di tranquillità. Meret ha bisogno di tranquillità. In questi anni non ha giocato. In questi anni non ha giocato perché ha sempre sentito mancanza di fiducia e ha sempre avuto problemi fisici. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo aspetto, perché più volte è stato infortunato per lunghi periodi. Quindi per me pesa anche questo. Meret deve trovare tranquillità, la deve trovare altrove, perché Meret nel Napoli quest'anno la tranquillità non la troverà. Io purtroppo sono convinto di questo. Alla prima stupidata che verrà fatta, perché verrà fatta sicuro,
Dopo come la mettiamo? Come lo difendiamo più? Come facciamo a non perdere la testa di questo calciatore, di questo giovane calciatore? Quindi per me la soluzione è farlo andare a giocare altrove. Dove però lo fai andare a giocare? Punto di domanda. In questo momento non c'è possibilità da nessuna parte, perché tutte le squadre ovviamente sono a posto, tutte le squadre sono in ordine, però io ribadisco il concetto, per me Meret è un portiere molto forte, però in questo momento deve lasciare Napoli. Al massimo c'è il posto sotto il palazzo di Biagio, cercano un portiere là, magari Biagio. Marek Hamsik scrive: per come è stato trattato consiglio ad Alex di pensarci bene prima di firmare il rinnovo. Sì. Praticamente come se il Napoli gli stesse facendo un trappolone della serie, No, firma non è il una rinnovo, questione di poi l'anno prossimo però, Vincenzo, pensiamo ancora una volta che tu sia scarso, perché evidentemente lo pensiamo, se per tutta l'estate andiamo a cercare Kepa, Keylor Navas, intanto prendiamo Sirigu, il Napoli pensa, o meglio, non so chi nel Napoli, ma qualcuno lì pensa che Meret sia scarso, allora gli fa firmare il rinnovo e poi tra un anno potrebbe ritrovarsi nella stessa situazione. Marek Hamsik o Francesco, che dir si voglia, non è che c'ha tutti i torti. Vincenzo, ma io te ne dico un'altra. Secondo te, no? A questo punto, cioè, Meret come deve sentirsi? Cioè, noi a giugno, maggio, giugno abbiamo parlato di rinnovo fatto 1.700.000 euro, 1.600.000, rinnovo, ecco qua, sta firmando, adesso firma, è alla firmauto per firmare il contratto, non l'ha mai firmato. Sono venute fuori le voci di Kepa, poi Keylor Navas, si è andate avanti così e si è cominciata la stagione con Meret senza rinnovo del contratto. Adesso ritorna di nuovo forte la voce del rinnovo di contratto di Alex Meret. Secondo te la testa di questo ragazzo, nella testa di questo ragazzo, che cosa sta ballando? La mancanza di fiducia. Cioè, per me è quello il problema. Cioè, io lo ribadisco ancora altri milioni di volte, se volete. Per me il problema principale è quello, la mancanza di fiducia. Parliamo anche di Kvaratskhelia, o meglio, del sostituto di Kvaratskhelia. Perché Sostituto? il Giorgiano, aspetta, il Giorgiano a quanto pare ha convinto tutti i nostri telespettatori. Delle ottime uscite, non fosse stato per la testa di Lozano avrebbe anche marcato un assist nell'ultima gara contro la Fiorentina, talmente convincente che a quel punto i nostri telespettatori si interrogano: ma perché non abbiamo un sostituto di Kvaratskhelia? Elmas, sull'out mancino, ha dimostrato di poter far davvero bene? Secondo me no, secondo me Elif Elmas è una mezzala, diciamo, come dicono oggi, sottopunta, per distinguerlo dal trequartista, un Perrotta, sempre per voler utilizzare una cosa alla Spalletti, cioè è un centrocampista molto dinamico, davvero capace di collegare a quel punto un braccetto bene. Che può salire anche su. Esatto, una mezzala sicuramente che può fare anche il Perrotta della situazione, ma non è sicuramente un esterno. No. Non ha le caratteristiche dell'esterno, si muove meglio per quanto mi riguarda quando agisce al centro del campo, quando può far valere sia il suo dinamismo, la sua capacità di inserimento, il dribbling anche, perché poi negli ultimi metri Elmas ricordo qualche buona giocata sotto questo punto. Quindi ci sono tanti esterni, Napoli non è, forse guarda, se proprio vogliamo dirla tutta, magari a sinistra oltre Kvaratskhelia non c'è un vero esterno sinistro, però tu lì ci puoi adattare più giocatori, una volta Elmas, una volta Zerbin, una volta Raspadori stesso, quindi hai comunque la possibilità di far ruotare più calciatori, fermo restando che per me Kvaratskhelia non dico che le gioca tutte, però quasi si avvicina. Quasi. Ancora altre domande? Ma se non arriva Navas, perché il Napoli non punta di nuovo Kepa? Perché non c'è tempo. È finito il basta tempo. un prestito. Ma l'hai capito il contratto del Napoli a 100 milioni di pagine? Cioè, mancano, sono le 13:23 del 31 agosto. E se invece fosse tutta una manovra, ecco, per distogliere l'attenzione dal corpo Kepa? Applausi al Napoli, e Kepa è un grande portiere. Semplice. Cos'è che ha rallentato la trattativa Kepa? Keylor Navas. Ok, il Napoli preferiva Keylor Navas, sì, e quindi ha messo in stand by Kepa. Sì. Che forse era anche più facile da raggiungere. Secondo me sì, Kepa era più facile. Il Chelsea ha già dimostrato
poter contribuire anche a parte dell'ingaggio qualora il portiere fosse arrivato in prestito, così purtroppo non sarà. Fabian Page, Bargigia svela le cifre, diciamo così, mese per mese. Andiamo al touch Biagio, così diamo anche un riferimento grafico. Per ex Betis 4 stagioni in azzurro, un passaggio a Parigi ad un anno dalla scadenza del contratto. I parigini hanno chiuso l'affare per 23 milioni secchi, senza bonus da pagare in 3 esercizi nelle casse del Napoli, quindi quest'anno si aggiungeranno 7,6 milioni di euro. Quindi andando a fare un conto tra cessioni e acquisti, se non sbaglio il mercato del Napoli dovrebbe essere addirittura positivo, o sbaglio? Sì, tu conta... Allora, io faccio 40 Koulibaly, 23 Fabian, sono 63. 63. Per quanto riguarda le spese, invece, 10 per Kvaratskhelia, 15 Oliveira, 13 Oliveira. 13 Oliveira, aspetta, vado a beccare l'articolo 35 Raspadori. su Calcio Napoli 24. 35 Raspadori e 23 sono 57. Poi Kim, no, l'abbiamo superato, Vincenzo. 63 milioni sono superati. Ah, quindi sono superati. Sì. Allora, Però andiamo... ci sono i soldi entrati dalla Champions, ci sono i soldi entrati... No, vabbè, io volevo solo fare un bilancio per quanto riguarda allora no, il calciomercato. Eccolo qua, no, questo è vecchio, questo riguarda la sessione invernale. Lo vuoi cercare tu, caro Ciro Novellino, perché io non riesco a trovarlo in questo momento, e invece penso che sia molto interessante, perché se non vado errato il Napoli addirittura ne usciva con il segno più. Ne parlavamo proprio l'altro giorno. Ne parlavamo l'altro giorno, lunedì mattina, proprio con te in diretta. Proviamo anche a trovare questi, forse... Ci proviamo. Cercalo un attimo nell'admin. Sì. Cercalo un attimo nell'admin di Calcio Napoli 24. Intanto leggo qualcuno dei messaggi. Il sostituto dovrebbe essere Solbakken. Vero. È vero. Vero. A Chi è che l'ha gennaio. scritto? Francesca. Brava A Francesca. gennaio. Perché a quanto ci risulta Solbakken è praticamente ancora bloccato dal Napoli. Sì, ma c'è anche la Roma forte però sul giocatore. Quindi Non ce dici lo che non dimentichiamo. possiamo dire che è fatta per Solbakken. No. A metà luglio mi dissero di sì. Mi disse guarda, o in estate o in inverno Solbakken è fatto. Diciamo che è un giocatore per Invece tutte le stagioni. ad oggi invece non possiamo ancora mettere la parola fine alla vicenda, però effettivamente ha ragione anche Francesca. Qualora arrivasse lo stesso Solbakken sarebbe un sostituto, però col Bodo Glimt ha giocato più centrale anche lui, o no? Sì, ha giocato centrale pure, però sostanzialmente è un esterno. Su questo non ci piove, cioè lui è un esterno, l'abbiamo visto anche contro la Roma, tra l'altro qualche golletto ogni tanto lo fa, quindi, però non lo so, io su Solbakken non mi esprimo, perché io credo che alla fine possa vestirsi di giallo-rosso, perché la Roma mi sembrava già avanti in precedenza, poi è venuto fuori il Napoli prepotentemente, salvo poi tra l'altro si è fatto male, quindi si è dovuto fermare per forza. Quindi Noi non ci fermiamo, noi facciamo una tirata fino alle 14. No, dobbiamo andare in pubblicità. Dobbiamo andare in pubblicità anche perché devo bere un bicchiere d'acqua. Dovremmo pur bere un bicchiere d'acqua ogni tanto. Abbiamo fatto un'ora e mezza continua. Beh, sai, per a volte il calciomercato quando ti prende, quindi sì, ma ti ha preso bene però. Ti dimentichi anche di andare in pubblicità, però sono le 13:27, quindi più o meno ci siamo pure. E allora, chiedo al nostro Biagio se siamo pronti, 2 minuti di pubblicità, torniamo tra poco. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
di collegarci con Lecce, lo faremo tra 5 minuti, dobbiamo fare un recap. Ti tocca, caro Ciro Novellino. Sei felice? Ronaldo. Ah, giustamente, un nome a caso. Io leggo i messaggi, Ciro, purtroppo bisogna, o per fortuna perché poi li ringraziamo sempre che ci seguono in così tanti, sia sul 79 del digitale che su YouTube, dobbiamo rispondere a quelle che sono le curiosità. Cristiano Ronaldo per me a Napoli non arriverà, partiamo da questo aspetto. Ricostruiamo il tutto. Mendes ha provato in tutti i modi a portare via Cristiano Ronaldo dal Manchester United per volontà del giocatore che non stava bene più a Manchester ed è un qualcosa di conosciuto perché in ritiro per esempio non si presentò. È arrivato soltanto con molto ritardo, ma si è comunque continuato a cercare un'alternativa al Manchester United e Mendes ha proposto Ronaldo a chiunque. Chelsea ha detto no, Bayern Monaco ha detto no, tanti club hanno detto no, di no. Con il Napoli c'era già qualcosa che bolliva in pentola durante il ritiro di Castel di Sangro, ma non si è approfondito. Tant'è che poi è ritornato fuori nelle ultime settimane, una decina di giorni fa, più o meno in maniera insistente. Ma quando si è andati da Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli ha detto ok, volete portarmi Ronaldo? Perfetto. Voglio che il Manchester United me lo dia in prestito gratuito pagando l'ingaggio del 75%, tu dicevi il 66% Così mi dicevo. l'altro giorno, quindi in un certo qual modo pagare tra i 5 e 7 milioni di euro a Cristiano Ronaldo. Poi però la fumata bianca poteva arrivare solo ed esclusivamente nel momento in cui Mendes avesse portato un'offerta per Victor Osimhen da 140 milioni di euro. Ecco, a questo punto si è fermato tutto. Qualcuno ha anche detto che probabilmente è stato Cristiano Ronaldo a non voler far partire questo assegno del Manchester United di 140 milioni di euro perché non ritiene il Napoli una squadra importante per la Champions e di conseguenza non in grado di superare neanche il girone. Non sappiamo se questo è vero, riporto soltanto quello che ha preso negli ultimi giorni, leggendo qua e là, però io credo che Cristiano Ronaldo a Napoli sarebbe venuto anche a piedi e che quello che ha fermato tutta la trattativa e la fumata ovviamente bianca è stato il fatto che De Laurentiis abbia richiesto una cifra così elevata per Victor Osimhen. Mi metto nei panni di De Laurentiis e dico, c'è l'opportunità Ronaldo? Ho fatto un taglio del monte ingaggi? Ok, allora devo fare l'affare. L'affare secondo me si poteva fare anche con 100 milioni di euro per Victor Osimhen e quindi 140 complessivi poteva essere l'operazione di Cristiano Ronaldo a Napoli, anche perché tieni presente che avrebbe il Napoli venduto ma tantissime magliette e quindi il merchandising sicuramente poteva essere un ritorno importante per il Napoli che avrebbe ammortizzato se non pagato i 7 milioni, 5-7 milioni di euro per Cristiano Ronaldo e quindi in pratica avrebbe avuto Ronaldo gratis per una stagione. Se guardiamo l'aspetto tecnico dico che Cristiano Ronaldo è ancora un grande giocatore, è in parabola discendente, ha fatto comunque i suoi gol in Premier lo scorso anno, è un calciatore che spacca lo spogliatoio, ma è sempre Cristiano Ronaldo, che a mio avviso può garantire una quantità superiore di gol rispetto a Victor Osimhen, rispetto a questo Victor Osimhen. Anche perché, aggiungo e chiudo, Victor Osimhen, se non è quest'anno, l'anno prossimo andrà via. Capitolo Navas, altro recap. Altro recap, capitolo Navas, ovviamente c'è anche lo Sporting Lisbona per Cristiano Ronaldo. Ma è vera la roba di Amorim? È vero? La roba di Amorim, il tecnico dello Sporting, ho letto, non sono riuscito ad avere conferma, però ho letto che addirittura avrebbe minacciato le dimissioni qualora fosse arrivato Cristiano Ronaldo. Cioè, ma di chi Vincenzo, stiamo parlando? però Stiamo parlando di un campione. Ti posso dire una cosa, se Ronaldo va a Lisbona, è sì. lui che allena Amorim. Perfetto. Dice, mister, fa una cosa, giochiamo così. Sta a sentire. Io mi metto nei panni di un campione come Cristiano Ronaldo a 37 anni e dico, voglio andare di qua e non mi vogliono, voglio andare di là e non mi vogliono, voglio andare di là e non mi vogliono, resto al Manchester United ma ho fatto un guaio perché me ne volevo andare. Io comincio a pensare che secondo me un campione come Cristiano Ronaldo dovrebbe cominciare a pensare a un futuro in altri campi.
perché... Quindi sei d'accordo con Andrea D'Amico, che diceva che dovrebbe più pensare che o altro al ritiro o ad andarsene in America, in Arabia Più che Saudita. altro sono d'accordo con Antonio Cassano, lo sentivo ieri alla Bobo TV, perché diceva? diceva la stessa cosa sostanzialmente, lui insieme ad Adani, Vieri e Ventola. E mi trovano d'accordo, perché effettivamente è così. Cioè Ronaldo tutti lo vogliono, tutti lo prendono e nessuno se lo piglia. Cioè, deve andare di qua, deve andare di là, ma resta sempre lì. Quindi probabilmente deve cominciare a farsi una domanda anche lui. Io fossi stato il Ronaldo sarei stato zitto, Vincenzo, sarei rimasto al Manchester United, avrei fatto la mia stagione da protagonista del Manchester United a casa tua. Volevi sempre sapere di Navas o andiamo al telefono? No, andiamo prima al telefono e dopo facciamo il recap su Navas. Francesco Romano, va bene se arriva a Lecce Cristiano Ronaldo? Ma assolutamente no, non ci interessa Ecco un giocatore di questo genere, può portare soltanto danni incalcolabili. Tra l'altro il Lecce ha fatto un grande colpo, un TT, un campione del mondo pronto a difendere i colori salentini. Che opinione sei fatto di questa vicenda, di questo colpo, di questa trattativa? Beh, allora, partiamo dal presupposto che un colpo, un TT lo si può definire in uno stato di forma eccezionale, no? Quindi io direi opportunità o un TT più che colpo. Un campione del mondo a 28 anni, se fosse stato integro difficilmente, no? Sarebbe venuto a Lecce. Detto questo, è un giocatore di indiscusso valore che sono sicuro al 100% che in questi mesi darà battaglia per conquistarsi un posto nella nazionale francese, visto che insomma si giocherà tra pochi mesi il mondiale in Qatar. Quindi è venuto a Lecce con tutte le intenzioni di giocare e poter garantirsi questo posto di diritto suo, visto che nell'ultimo mondiale praticamente ha giocato tutte le partite, dalla prima alla finale, segnando addirittura in semifinale e diventando poi campione del mondo. Col Barcellona è successo quello che è successo, lo sappiamo tutti, ha avuto dei problemi fisici, nell'ultimo anno ha giocato soltanto una volta, ma mi dicono che sostanzialmente il giocatore fisicamente è integro, quindi sono stati, diciamo così, dei bisticci tra club e il calciatore, un po' come sta succedendo adesso tra Cristiano Ronaldo, con le dovute proporzioni naturalmente tra Cristiano Ronaldo e Manchester United. Però immagino che non ci sarà questa sera un TT, giusto, con Napoli, o almeno non titolare. Sì, ci sarà. Titolare? Sta valutando Baroni, perché devo dirvi la verità ragazzi, c'è Baschirotto che in questo piano emergenza in difesa che c'è stato nelle prime giornate di campionato in casa Lecce, perché il Lecce gli acquisti in difesa sono arrivati praticamente nelle ultime settimane, e parliamo di acquisti, di signori acquisti, perché Pongrancic è un altro colpo che magari in pochi lo conoscono, ma Pantaleo Cordiera è riuscito a strapparlo dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. È un giocatore che l'anno scorso ha fatto 24 presenze col Borussia Dortmund, ha giocato in Champions League, è un nazionale croato, quindi Pongrancic già è un perno di questa difesa. C'è Baschirotto che è un ragazzo che è partito per fare il terzino destro, ma è stato adattato per fare il difensore centrale in attesa dell'arrivo di un TT, e devo dirvi ragazzi che in queste prime 3 giornate di campionato Baschirotto ha dimostrato di essere un calciatore di sicura affidabilità lì in difesa, è sempre stato un ragazzo che è andato sopra la sufficienza in tutte e 3 le partite. Quindi ci sarà, diciamo così, un ballottaggio, un TT Baschirotto, leggermente in vantaggio Baschirotto, ma naturalmente non appena un TT tornerà e si integrerà perfettamente nel gruppo, sarà lui il titolare insieme a Pongracic. Ciro. Sì, Francesco, ti chiedo, in virtù della gara di questa sera, hai già detto a livello difensivo, ma ti aspetti qualche cambio da parte di Baroni? Strefezza per esempio partirà dall'inizio? Ecco, ci sarà qualche cambio, c'è un ballottaggio sulla sinistra, Gallo-Pezzella. Pezzella è arrivato da pochi giorni, però Baroni ieri ha detto in conferenza stampa ha ancora un tempo nelle gambe, non ha 90 minuti, quindi sicuramente farà si alterneranno uno dei due, non si sa chi partirà, leggermente in vantaggio Gallo. Per quanto riguarda il reparto offensivo, sì, potrebbe esserci un ballottaggio Strefezza, Listowski,
a meno che poi non proponga Di Francesco proprio sulla destra, confermato sulla sinistra invece Bandà, che ragazzi, voi che al San Paolo, anzi ex San Paolo, ora Maradona, apprezzate certi tipi di calciatori, vi consiglio di seguirlo attentamente, perché questo è un altro colpaccio di Pantaleo Corvino. Ha fatto un investimento importante, invece ci ha messo 1 milione e passa di euro, rapidità, dribbling secco, botta, non molto alto, ma veramente ragazzi da tenere d'occhio, non solo col tribuna ma anche in campo. Per quanto riguarda l'atteggiamento del Lecce invece, cosa possiamo dire della squadra di mister Baroni? Lo conosciamo tra l'altro molto bene anche per quelle che sono state le sue precedenti esperienze in panchina, vicine geograficamente anche a Napoli. L'atteggiamento del Lecce di Baroni qual è da quest'anno in Serie A? Come gioca? Allora, aperta e chiusa parentesi su Baroni, che magari vi potrebbe anche interessare in chiave Napoli. Lui ieri in conferenza stampa ha voluto ricordare con affetto la piazza Napoli, che l'ha ritenuta insomma la piazza più importante della sua carriera quando è stato calciatore. Insomma, voi sapete che il gol contro la Lazio è stato il suo, che ha regalato lo scudetto al Napoli di Maradona. Ha detto: sono stato in un gruppo di campioni che mi hanno fatto sentire un campione e non potrò mai dimenticare una città di questo genere. Detto questo, ha detto: andremo a Napoli col massimo rispetto, ma a giocarcela. Allora ragazzi, non vi aspettate per mentalità un Lecce catenacciaro, sarà un Lecce propositivo sia a livello mentale, perché insomma De Baroni tende a far giocare la sua squadra in questa maniera, ma anche a livello di spregiudicatezza dell'età media dei calciatori del Lecce. Parliamo di una squadra che nell'ultima partita ha giocato con il 24,89 di media di anni d'età, quindi una squadra molto giovanissima che pecca però naturalmente in cinismo, no? In astuzia, quindi quello manca, ma è un percorso di crescita che il Lecce sa che deve fare, e naturalmente con il tutto il rispetto possibile per una grandissima squadra come il Napoli, sanno che dovranno giocare insomma con massima attenzione, perché il Napoli, ripeto, è una grandissima e signora squadra. Assolutamente sì. Tra l'altro ci siamo, come dire, anche spiegati. È finito il tempo delle piccole catenacciare che cercano lo 0-0 come una vittoria. Ad oggi, e questo credo che sia un risultato raggiunto anche grazie al lavoro di tanti allenatori italiani, forse mai troppo apprezzati, non parlo soltanto di Sarri ma anche dei vari Dionisi, lo stesso Italiano, le distanze di caratteristiche, di valori tra i calciatori possono essere colmate tramite il gioco, e questo tramite il gioco va a figurare ragazzi, Baroni in questa scuola. Tramite il gioco ragazzi, e poi anche tramite la costruzione che viene dal settore giovanile. Con Corvino si è ritornati alle origini. Corvino va a pescare calciatori che nessuno può mai pensare di trovare in giro per il mondo, li semina nel terreno fertile del settore giovanile, e l'obiettivo è quello poi di proporli in prima squadra. Rendetevi conto di una cosa: nel Lecce adesso funziona così: la Primavera, che ha giocato peraltro col Napoli 2 giornate fa, è una Primavera impostata sul 4-3-3, stesso modulo della prima squadra. Questo 4-3-3 ha calciatori di ruolo che nei prossimi anni dovranno andare a sostituire gli attuali calciatori titolari del Lecce. Questo è il progetto di Corvino, quello di riportare i vari Vucinic, i vari Ledesma, i vari Conan, i vari Boginov, i vari Esposito, insomma i Rosati stesso, insomma creare questo nuovo progetto Lecce. Gonzales per esempio, che lo troverete sicuramente titolare oggi al Maradona, è uno di questi primi esempi. Un ragazzo che è stato preso dal settore giovanile del Barcellona, l'anno scorso si è fatto il campionato primavera, quest'anno prime 3 partite titolare, e a soli ragazzi è un 2001, cioè stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni, un ragazzo che prende 30.000 euro l'anno, che forse
neanche a Napoli esiste nel 7 giorni un ragazzo che prende 2 euro l'anno, questo non lo so, però il Lecce sta facendo questo percorso e questo percorso porterà poi a un autofinanziamento, perché poi col passare del tempo i vari Strepezza, i vari Julman e tutti gli altri che emergeranno col passare del tempo verranno poi naturalmente ceduti per fare cassa. E il Lecce deve fare per forza così, si deve andare avanti in questo mondo del calcio sempre più indirizzato verso l'industrializzazione, verso l'impresa e da meridionale, insomma, al di là delle simpatiche tra virgolette antipatie, no? Che ci possono essere tra le tifoserie, tipo tra Napoli e Lecce, da meridionale io mi auguro che sia il Napoli che il Lecce, che sono, diciamo così, le uniche 2 squadre di questa Italia, di questo Sud Italia che ci rappresentano in Serie A, possano fare bene nei rispettivi obiettivi in questo campionato. A proposito di mercato, non è che a Lecce potrebbe interessare Adamu Nass? Ma non penso. La chiacchierata pure io me la sono fatta col direttore Corvino, non credo che possa essere obiettivo del Lecce, vuoi anche per il tipo di ingaggio che ha il calciatore. Certo è che se De Laurentiis, non lo so, si comporta in stile Barcellona, che ci paga tutto il Barcellona, sì, perché no, insomma. Però diciamo che sotto questo punto di vista De Laurentiis e il Barcellona sono molto diversi. Lo so, però De Laurentiis giustamente è un vecchio polpone, ma vi posso assicurare che, vabbè, sicuramente ormai lo conoscete più di tutti, Pastore Corvino è un altro polpone del calcio, quindi difficilmente credo che vedremo, forse più HVAC Pro in questo momento. È un'idea, però questo è l'unico movimento che potrebbe esserci in casa Lecce. Arriverà, credo, questo pomeriggio farà le visite medie, però naturalmente non è stato ufficializzato e peraltro non potrà esserci al Maradona un esterno importantissimo che si chiama Odin, è un calciatore che gioca nel Bordeaux, naturalmente è un giocatore che in Serie B, in Ligue 2 in Francia non può giocare perché è veramente forte come calciatore. Corvino è riuscito a scappare il prestito secco, ha 25 anni, 3 anni fa il Bordeaux lo pagò 10 milioni di euro, quindi queste sono quelle operazioni, quegli affari last minute che Corvino riesce a fare per cercare di alzare il livello tecnico di questo Lecce che, insomma, in Serie A dovrà sudarsela questa salvezza. Tutto chiaro, grazie mille Francesco per essere stato oggi qui con noi, un grande piacere. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro. E buon Napoli-Lecce anche a Francesco Romano di Tutto Sport e direttore proprio di Pianeta Lecce. Mentre ci avviamo, tutto bene Ciro? Tutto a posto. Sta dormendo? No, è sveglio, è sveglissimo il nostro Ciro Romano. È andato Keylor Navas. Dove lo state ancora aspettando? È andato nel senso che non arriverà più. Ah, pensavo fosse andato altrove. No, non credo, anzi penso che proprio da lì in questo momento nessuno lo smuove, a meno che non lo riempiano di soldi. Diciamo. Barone ha fatto vincere il Farei la stessa cosa. Ha scritto questo amico, Barone ha fatto vincere il secondo scudetto al Napoli. Biagio, complimenti. Quello è da Baroni. Questo è il momento, diciamo, comicità da parte del nostro Ciro Romano, che tra l'altro ci sta sempre, quando finisce la trasmissione. Dì la verità. Ci sta, gellerire, vedi, a proposito di comicità, alleggerire il tono della conversazione. Ci dite la formazione di stasera, vai. Allora, formazione di stasera, in porta Meret per forza, perché deve giocare per forza lui, c'è Sirigu, però gioca Meret. Quanto riguarda il capitano Giovanni Di Lorenzo, confermato a destra, a sinistra io il ballottaggio con Mario Rui e Olivera me lo porto dietro fino all'ultimo momento. I 2 centrali difensivi sono Rachmani sicuro, Kim non penso, dentro Juan Jesus dal primo momento. A centrocampo, i 2 di centrocampo io la penso un po' alla Vincenzo in questa partita, anche se poi, lo sapete, preferisco Anghissà con Dombelé, ma credo che questa sera ci siano Lobotka e Anghissà per quanto riguarda il duo di centrocampo, mentre Politano sarà a destra al posto di Lozano, Raspadori alle spalle di Victor Osimhen, unica punta, e ovviamente a sinistra ci sarà Caravaggio.
È arrivato anche un po'. C'è anche la Oh, formazione ma guarda del Lecce, lì, guarda. giustamente. C'è anche la formazione del Lecce, Falcone, Gendry, Pongracic, Baschirotto, Gallo sull'out mancino, Askilsen, Hjulman, ne parlano molto bene di Hjulman, e Gonzalez al centrocampo, solito attacco a 3 con Strefezza, qual era il soprannome? Sto scherzando, non lo dico. Gesanovic e Banda. Non è Cesajovic, però si chiama Sesai. Sesai. Giusto. Arriva anche un video da Abbiamo croatizzato un po'. un po' come quando chiamiamo Raspigno, Sì, sai, ma ci sta, il soprannome, un po' alla... li rendiamo stranieri. Caro Biagio, puoi farci vedere, Tutto se io ti quello dico che che vuoi. andando su Instagram, sul profilo di Fabian Ruiz, Lo vediamo con la maglia del Paris Saint-Germain con la scritta 2027. No. Bello, vestito bene. no, ha fatto un altro video. Ha fatto un altro video, di non lo sapevo. ringraziamenti. Vediamo. Di ringraziamenti Vediamo. verso i Ascoltiamolo. tifosi del Napoli. Ascoltiamolo soprattutto. Non so, no, perciò gli sto dicendo, io adesso glielo sto segnalando Biagio ha detto 2 nostro minuti. Biagio Barone. Biagio Barone in cuffia ci fa sapere che gli servono un paio di minuti per andare, ti piacciono? In cuffia, sì. Modello invisibile. AirDrop, modello iPhone. A proposito di oggi, vogliamo dire quelli che sono gli appuntamenti di oggi? Proprio di... Sì, e così diamo 2 minuti a Biagio che prende il video su ci sta. Instagram. Ma allora, ore 16 fino alle 17, filo diretto col sottoscritto, parleremo ovviamente della partita, del calciomercato, parleremo di tutto quello che c'è da sapere. Intanto si scrivono anche Carabaggio. E questa è una citazione, Carabaggio. da Aldo Giovanni e Giacomo, se ti ricordi. Sì, Il ho capito. Carabaggio. Vabbè, poi per quanto riguarda, quindi dicevo, il filo diretto 16-17, poi ci sarà il collegamento ovviamente dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona con Marco Lombardi per il prepartita, la gara, la live reaction con Claudio Russo, qui dagli studi di Calcio Napoli 24, fine partita si ritornerà all'esterno dello stadio Maradona con Marco Lombardi e penso che non mi sono dimenticato niente. Domani mattina la rassegna stampa, 12-14, questo signore qua in conduzione con CN24 Live e via via Chi ovviamente. signore tutti. più ci sarà accanto a me? Non lo so, credo, mi sembra Russo. Però Ti sembra Russo. Sì, con la R. Sembra Russo. Russo. Te lo dico Ciro Novellino subito. quando torna a CN24 Live? Questa settimana credo che abbiamo già Abbiamo dato. finito, poi la prossima vedremo. La prossima vedremo, Però sabato dai, sarò all'Olimpico. Prova a fare una passeggiata qui anche perché c'è un dietro utente che scrive Ciro Novellino troppo simpatico. Catapano domani. Grazie. Ciro grazie. Novellino troppo simpatico. Grazie. Giovanni scrive che Ciro Novellino Grazie, è troppo simpatico. Giovanni, grazie. Vittorio Tommasone, parlate della situazione gravissima di razzismo territoriale. Ne abbiamo Perché parlato oltre alla questione del bambino Sì. sono stati fatti dei cori anche a Victor Osimhen. Fa bene a segnalarcelo il certo, nostro certo, amico certo. Vittorio Tommasone. Ma diciamo che non ci si è fatti mancare niente in quel di Firenze, perché hanno fatto tutto in pratica. Io ripeto, cioè, qualsiasi ormai cosa. il discorso, i cretini sono ovunque, la mamma degli stupidi è sempre incinta, succede anche a Napoli, che poi è vero, nel senso che è successo più volte che a Napoli qualcuno andasse con una maglia, arrivasse il simpaticone della situazione e dicesse no, questa maglia tu qua non la puoi tenere, te la devi togliere. Non è che è successo solo al Franchi, è successo anche a Napoli. Certo. È successo anche a Verona. Bestie, anche a Verona. delle bestie che a farlo tra l'altro poi soprattutto con un bambino. Bruttissima cosa, immaginati il padre poi, in che situazione si trova. Spiegalo a tuo figlio che in quel momento la maglia che è tua non la puoi indossare perché se no sta bestia ti dà addosso. Tra l'altro abbiamo visto Bruttissima anche la situazione. fotografia, eccolo qua. Eccolo qua, arriva il video, il nostro grandissimo Biagio Barone ci mostra quello che è il video di Fabian. Ha realizzato una sorta di montaggio con quelli che sono dei dati e chiaramente mentre anche viaggiava, le sue ha stesse preparato- esultanze, mentre anche le sue viaggiava. stesse esultanze, 22 gol, 15 assist. Fabian che saluta, rientriamo anche in studio con le immagini, volevo giusto dare ecco, un piccolo assaggio di quello che è il video di Fabian Ruiz e dicevo poi volevo continuare con la tematica razzismo. Ci sta, nel senso che si dica che è in tutti gli stati così, però secondo me a un certo punto si può anche superare questa retorica semplice. Non è che è solo qualche stupido a Firenze, perché No. se succede il razzismo e succede anche la maglia
e i cori contro Spalletti e l'anno scorso Koulibaly. Bisogna parlare di fenomeno, se non generalizzato, diffuso. E quindi vanno presi dei provvedimenti anche contro la stessa Fiorentina. Almeno per quel che mi riguarda. Sfondi Perché un portone poi già è aperto, 1, è 2, è 3. Io sono d'accordo. Sono d'accordo che sono in teoria casi isolati. Però quando i casi isolati poi vanno a ripetersi e non possiamo più parlare di casi isolati. Sfondi un portone già aperto. Perché è quello che ho sempre detto io da quando in pratica si è cominciato a sentire da sempre in pratica. Perché cioè, andare in uno stadio come l'Artemio Franchi, sedersi in tribuna stampa e sentire cori che non finiscono mai, cioè io mi chiedo perché, ma io mi chiedo anche perché Spezia Sassuolo devono esserci cori, che c'entrano i napoletani in Spezia Sassuolo? Cioè il Napoli giocherà con lo Spezia allo stadio Maradona fra 3 partite. Perché cantare cori contro anche perché poi si sente dire noi non siamo napoletani, ma per fortuna che non siete napoletani, perché altrimenti non avreste fatto queste cretinate. Qualcuno, io ieri ero fuori a cena, qualcuno mi diceva no, ma queste cose accadono anche a Napoli. Guarda, io ti dico la verità, non mi ricordo di cori di discriminazione territoriale cantati a Napoli. Questo a Napoli non succede. Ho sentito dire brucia. Possiamo dire che a Napoli magari hanno fatto cambiare la maglietta a qualcuno, hanno detto con brucia, questa sì, no. lanciati sacchetti di urina contro tifosi, questa pure chiaramente è successo. Non è che stiamo dicendo così. Poi la discriminazione territoriale, però no. No, questo per dovere di cronaca dobbiamo dire. Sì. Delle bestie hanno lanciato sacchetti di urina, sì, hanno cantato no, Roma brucia oppure cose del genere, hanno fatto cambiare magliette, però discriminazione territoriale per il colore della pelle o qualsiasi altro tipo di discriminazione, questo a Napoli non ma guarda Vincenzo, ma ti dirò di più, io mi faccio una domanda, no? E mi chiedo, ma nella Fiorentina, no? Ma non ci gioca Igor che è un calciatore di colore, non ci gioca Kouamé che è un calciatore di colore. Cioè, fai i codi, fai gli ululati burazzisti a Osimhen. Ma nella tua squadra ce ne sono come 2 o se 3. li stessi facendo anche ai tuoi. Cioè, io non capisco la stupidità della gente delle volte dove arriva. Lo sfottò è bello, lo sfottò è straordinario. Quello striscione, io lo ripeto sempre, quello striscione storico del Napoli a Verona. Cioè, in risposta ai tifosi dell'Hellas riguardo Giulietta, quella è arte, quello è capolavoro, quello è uno sfottò, non è razzismo, non è né razzismo territoriale né andare a chiamare San Gennaro. Ma scusatemi, ma io ho sentito a Firenze il coro contro San Gennaro, che io guardavo Biagio Barone al mio fianco e gli ho detto Biagio, ma sto sentendo bene. Cioè io sono rimasto senza parole, per me quello non è calcio, è uno schifo. E in quello stadio c'erano tantissimi bambini e a quei bambini, ma che esempio avete dato voi che avete cantato quei cori? Cioè per me alla Fiorentina dare 15.000 euro di multa è una presa soltanto in giro, una presa in giro anche per i napoletani. Siamo giunti però purtroppo alla conclusione quest'oggi di Calcio Napoli 24 Live, abbiamo già ricordato quelli che sono gli appuntamenti del pomeriggio, rapidamente alle 16 il filo diretto con Ciro Novellino e poi la lunga marcia di avvicinamento alla gara tra Napoli e Lecce, pre e post partita con Marco le Lombardi. live reaction. Reaction durante la partita. Giustamente, grazie a Ciro Novellino. Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti. Grazie ovviamente al nostro Biagio Barone, alla redazione, a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Un saluto da Vincenzo Credendino e a domani alle 12 con Calcio Napoli 24 Live.
Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.